Giovanni! Giovanni! Oh, signor Camaldoli! La signora... Come sta, signora Parascandolo? Ma lei come sta? Permette che la presenti la signora Parascandolo, la mia vicina di casa. Io sono il professor Camaldoli, mi sono appena lo fatto... so. E lo sto Siamo spiegando. vicini di casa. Lo so, sto spiegando a qualcun altro che ci guarda, magari. guarda. Sì, sto spiegando che sono il professor Camaldoli, ho fatto un trapianto di cuore, 2 mesi di convalescenza all'ospedale, sono appena rientrato, un mese ancora di convalescenza. Ma sta in forma? Lei Sì, sta bene? grazie. Suo marito? Sta bene, Sua grazie. figlia? Mia figlia oggi compie 18 anni. Auguri, mia figlia già grazie. l'ha compiuta. Lo so. Tutto a posto, signora? A proposito di figlia, le volevo chiedere una No, cosa. non mi fate domande, a me piace la discrezione, lo sapete che non mi impiccio dei No, fatti ma dei che domanda? condomini. No, non ma mi è una piace. domanda di me assolutamente, niente di che, è tutto innocente. Mia figlia non mi ha aspettato a casa. Sono rientrato dopo 2 mesi e non la trovo. Ah, non c'è? Non c'è. Ma lo sapeva che rientravate oggi? Mi ha mandato un messaggio. Ah, allora per questo non si è fatto trovare. È una cattiveria questa, scusi, beh. No, la ragazza è desiderosa di libertà. Ah. Quella esce tutti i giorni, esce la mattina, torna la sera, studia una mezz'oretta, esce di nuovo. Meno male che lei si fa gli affari suoi, sennò uno potrebbe pensare che guarda solo a me. Allora, visto che lei pensa solo ai fatti suoi, mi sa dire che fine ha fatto la roba del salotto, che è sparita. Sono Sì. rientrato, non ho trovato più il divano, Il comò, tavolino, la televisione, lo zerbino fuori alla porta, il lampadario. di Murano, pure quella ha La visto. goccia. Quindi pure quella ha visto. E senta, mi sa dire, signora Cimici, signora Parascandolo, chi è che se l'è presi? La sua ex moglie. Cledia? Sì. C'ha la miseria. È venuta con un bel signore dal cuore sano. Ci ha fatto pure l'elettrocardiogramma, ci ha fatto, niente di me. E ha sentito qualcosa? No, è che mi mette a sentire quello che dicono i vicini. Scusa, è una no, persona così per discreta, carità. giusto, no? Però qualche parolina, Oh, quella l'ho era sicura, era sentita. sicura. La sua ex moglie ha detto precisamente così. Portiamoci queste cose perché chissà se il mio ex marito torna a casa. Mamma mia, Carmine, invece sono tornato e me li Bravo, andrò a riprendere. bravo. Mi saluti i colleghi del Grazie, KGB. grazie, arrivederci. No, sa perché? Devo andare a cercare l'infermiere. Sì, non so che fine ha fatto. L'infermiere che mi ha riportato a casa, non so che fine ha fatto. È andato in bagno? Mamma mia, Carmine, che sei proprio veramente una spia, mamma mia. Giovanni, vieni qua. Giovanni, ma insomma, ma come ti permetti? Allora, noi siamo estranei, mi hai riportato a casa, tu vai in bagno appena arriva a casa. Oh, e voi che ne sapete? Anche i cimici, non ti preoccupare. Comunque, signor Capodimonte. Chi è Capodimonte? Camaldoli. Scusate, ho sbagliato perché non sono pratiche della zona. Ma quale zona? La Mica è vostra. un indirizzo, è un cognome. Vabbè, prima o poi vi trovo. non è- Metto Google Maps, voglio, dai che vado di fretta. Devo correre, devo andare a scuola. Niente di meno? Sì. Ancora a scuola andate? Ma c'è fuoco canestrino che la merendina. Vado a scuola, Madonna mia, come insegnante. Lettere. Ah, lettere semplici con la busta. La cartolina con francobollo, sì. Ho capito, lavorate alla posta? Prima lavoravo alla posta, mo sto con Maria De Filippi, c'è posta per te. Io voi che sempre non vi ho visto Ma mai, non però. fare il cretino, lettere antiche. Ah, si saranno consumate. Ma che non l'avete mandato? cosa? Ma hai mai sentito parlare delle lingue classiche, il latino, il greco? Come no? Latino e etrusco fate voi. No, latino e greco. Latino e etrusco, no? A parte chi insegna latino e greco, ma tu lo dici male, latino e... ci manca una congiunzione, come dici tu? Latino e etrusco. Poi, tu dici una E, ce ne vanno 2. Latino e etrusco. Tu dici latino e etrusco. Ci manca una E, la E, la devi mettere tra latina e etrusco. Il trusco, no? Con la T, trusco. Quindi la E di etrusco è staccata, è congiunzione, trusco. Quindi se la E è congiunzione, quando tu leggi gli etruschi, se la E è congiunzione, chi so? Chi so? Guarda come muore. Ti guardi così, se tu la stacchi da truschi, ci vuole una cosa, gli qualche cosa non sono solo truschi, ma anche, vale anche gli, truschi, gli, che so, chi so? No, ma io non ne conosco che Ma si cade. chi? Ma dai, sei scemo proprio. Sì, direttore. Ma Madonna mia, ma tu fai l'infermiere, come fai? No, ma io faccio l'infermiere grazie al fatto che papà era l'autista del professor Gargiulo, quindi sono venuto a voi. Sei raccomandato, Io, sì, sì. bravo, lo dici pure. Comunque hai dovuto studiare. Ma quando dite voi? Madonna, guarda.
per diventare infermiera hai studiato, hai preso un diploma, un titolo di studio, qualcosa? Nì? No, E come hai fatto a diventare infermiera? No, ma io non è che sono infermiere. Ma come no? Tu hai detto faccio io, vengo io, faccio l'infermiere. Ho detto faccio l'infermiere. Eh, Ah, vabbè. Quindi sei infermiere. No, io lo faccio solamente. E che vuol dire lo faccio solamente? Oh, mamma mia, prendo solo lo stipendio tutti i mesi da infermiere. Senza esserlo. Esatto, Tu sì. sei un ladro. No, e non mi conviene a fare pure il ladro, è già comunque... Non mi ruolo, Figlio, un bello stipendio. non mi No, ruolo, mamma mia, mamma mia, guarda, se no mi voglio. mi basta, ecco. Mamma mia, mi dico che mi hai lasciato Ma io perdere. sono l'uomo di fiducia del professor Gargiulo, quello che va operato a voi. Ah, tu, l'uomo di fiducia del chirurgo che ha operato a me. Praticamente sono vivo per miracolo, giusto? Non pazziate sempre, comunque qua ci stanno tutte le medicine che vi Eh. dovete prendere, un mese di cura dovete fare, io me ne vado. È scritto troppo piccolo, non ho gli occhiali, li avevo lasciati a casa prima di venire in ospedale e nel comò. E purtroppo il comò non c'è più. Se l'è portato via la mia ex moglie. Oh, mi dispiace, va lasciate vostra moglie. Ma che Io ho fai? detto ex moglie, chi dà che ha lasciato essa a me? Eh, Ho detto ex moglie. Eh? E se avessi lasciato io lei, se ci fossimo lasciati a vicenda, chi dà che ha lasciato essa a me? Perché su 3 ipotesi tu scegli proprio l'ipotesi che essa ha lasciato a me? no, per curiosità, l'avete lasciata voi? Ma che tu, sì, ma tu non lo sai. Vabbè, però uno se ne va per idea. La stavo lasciando, ma anticipate, va bene? Avrei lasciata dopo poco. Come? Non vedo, non vedo. Perché senza gli occhiali sono presbite. Ah, bravo, hanno fatto preside. Mamma mia, ma anche se vuoi fare finta di essere infermiere, almeno qualche termine medico, quelli più banali, imparalo. Presbite, le diottrie, no? Miope, occhiali, occhi, vista, udito, odorato, niente, ma anche i 5 sensi conosci. Tu un solo senso conosci, quelli che fai a me, perché tu mi fai senso, voglio. Mamma mia, allora, vediamo un po'. Ma dovevo rispondere io? No, questo qua dietro, sì. Cor san. Cor cuore? forte. Sì. Grande. Torna a sorridere, esatto, sì. La grammatura. Le supposte. Sì. No, il supposto non mi mette. No, la No, metto. un momento, ma questo è il nome delle supposte? Sì, È una quello. promessa di sofferenza. Perché? Missilung. E chi sei me? Ma tu metti il nome a una supposta Missilung, ma un paziente non sa la mette. E come la dovrebbero chiamare? Ma chiamala con un nome più incoraggiante. Sottandel, Peccerella, Ndaretta. Ndaretta. Ndaretta non fa niente. Federica, papà. Ma è vostra figlia, guarda com'è passato. Federica, Uè, papà, stai ma qua? che fine avevi fatto? Ah? Arrivo a casa, non ti trovo, poi passi così, manco avessi visto un fan. Oh, Scusa, papà, non ti ho visto, stavo cercando lo zaino. non mi hai visto, addirittura è così importante lo zaino da sì, dimenticare perché di sono salutare tuo padre, No, riabbracciarmi. scusa. Dopo tutto quello che mi è successo a papà, santo cielo, siamo stati lontani 2 mesi. Vabbè, 2 mesi, mo. 2 mesi, in ospedale. Che hai fatto? Mi è caduto un dente. Veramente? Vuoi dire qualcosa, per favore? No, il fatto del dente io non lo sapevo. Ma quale fatto del poi dente? avevo- Io mi sono fatto un trapianto di cuore. No, il trapianto di cuore, lo so, papà. Io dicevo a parte quello. A parte quelli, sono state tra la vita e la morte per 2. Ma tu scherzi? no. Non è una cosa così grave. Tu mi dicevi così, che poi ho trovato la casa sotto sopra. Manca tutto. Che è successo? Che è successo? E lo chiedo io a te. Che è successo? Che è successo? E non lo so. Se lo chiedo a te, vuol dire che io non lo so. Perché mo chiede a me? Come ti rispondi? Stavo all'ospedale. Allora ti domando, a te che stai a casa, che è successo? Che è successo? Che lo domandano da volta a me, ma non lo so, io stavo all'ospedale, sei tu che stavi a casa. Che devi dire a me che stavo all'ospedale, che è successo a casa? Come faccio io che stavo all'ospedale a dire a te che stavi a casa, che è successo a casa? Quando manca tu che stavi a casa, sai dire a me che stavi in ospedale, che è successo a casa? Mamma mia! Cominciamo male, cominciamo. Sì, papà, ma io non ho capito tu da me che puoi sapere. Ma facci infermiere pure tu a papà. Infermiera. Voglio sapere che sta succedendo. È venuta sta mamma, succedendo? si è portata via le cose. Si è portata via le cose. Ma dove stavi a papà? Dove ce l'hai la No, testa? papi, non lo so, sto un po' distratta. Da che cosa? No, dalle Andiamo cose dentro, mie. voglio parlare. No, più tardi. Perché? Mo' devo uscire. Appena sei arrivata esci un'altra volta, dove devi andare? Devo uscire col mio fidanzato. Con chi? Col mio fidanzato. Che è sta parola mo che adesso fila? Che è fidanzato? Che fidanzato?
Io me ne vado all'ospedale, torno dall'ospedale fidanzato. Che fidanzato? Ah, un fidanzato. Ma non dire stupidate, quando ti saresti fidanzato? Un mese fa. Mentre io stavo all'ospedale. Tu mi hai lasciato da sola. E che facevo? Uscivo dall'ospedale col cuore in mano, e te veniva a trovare. Pioveva pure in quel periodo. No, ma come- non intervenire, fate a 7 e state zitto. Per aiutare, no? Che vuol dire? Uno si fidanza. Ma allora papà, a che serve papà? Fai giudicare me, tu sei una bambina. No, non sono una bambina. Che sei? Ho 18 anni, sono maggiorenne. Guarda questa cosa dei 18 Ah. anni, che una a 18 anni diventa maggiorenne, ma dove sta scritto? Come dove Per sta- diventare maggiorenni, dopo i 18 anni ci vogliono 7-8 anni di maturazione. Ah. Ti devi come prima di fidanzarti, ma scherzi, uno piglia e si fidanza. Sì. Fammelo conoscere, non lo incontrare ancora. No, Ma almeno- l'ho incontrato. Già l'hai incontrato? Io pensavo che era un fidanzamento in dad. In dad. In presenza? No, in presenza, In presenza. certo, Quello è capace che ti chiede di baciarlo. Te l'ha chiesto? Sì. Hai detto no? Ho detto sì. E perché hai detto sì? Ho detto che Io non è che sono geloso, ma non si fa. No, sei geloso. Ma il bacio è pericoloso. Che bacio? Bacio? Labbra guancia? Labbra, no, labbra. Guancia labbra? Labbra. Labbra. Quindi bocca e bocca. Bocca e bocca. Madonna, bocca chiusa. No, bocca aperta. Aperta bocca! E invece si acchiappa a chi che ha lavato l'obbligo del mascherino, mette in mano, poi vede in mano quello quando è un bacio, un no, con la no, bocca aperta di questi ma non tempi. fare il geloso. Madonna! Quanti anni? Quanti anni ha? C'ha 30 anni. Un vecchio di 30 anni ti sei baciato in bocca. Come si chiama? Si chiama Eskil. No, il cane. Lui mi deve dire come si chiama. Lui, papà, lui si chiama Eskil. Come un cane, perché? Ma perché come un cane? È norvegese. Ma non dire stupidaggini, un norvegese a Napoli, ma non esiste un norvegese fuori dalla Norvegia. Ma come? Esistono i norvegesi, ma solo in Norvegia. Sono 7-8 l'ora, non li fanno uscire, se no si estinguono i norvegesi, non è possibile. Un norvegese a Napoli, quello in Norvegia vivono a 70-80 gradi sotto zero. A Napoli si squaglia un norvegese, non è possibile. Madonna, ma- Diciamo stupidaggi. Ma non fare il Non geloso. esiste una norvegità. Vieni dalla Norvegia a Napoli. Vieni dalla Norvegia a Napoli. Sai dove sta la Norvegia? Lontanissima. È lontana, nessuno c'è mai arrivata. Quanti anni ha? 30 anni. Sarà partiti che aveva 3 anni dalla Norvegia, arriva a 40 anni. È lontanissima. Te l'ho detto, sono 7-8 norvegesi in tutto. Vivono a 300-400 km di distanza uno dall'altro. Non si conosce. Io conosco un solo norvegese, Munk, quello che ha fatto quadro, l'urlo. Sai perché strillava? No. Cercava chi là di sei. A dove sta? Capito qual è? Cercava la caparaglio, Mauro. Sei geloso. Aveva finito l'aglio, cercava l'aglio a 300-400 km vicino di casa, dove lo trovava? Tu dimmi, un norvegese così, che ti mangi con il norvegese? Che mi Il mangi? salmone? Il salmone. Mangiano solo salmone. Ah. Mangi un salmone, si piazza sullo stomaco tutto il giorno, a me non lo so, a te, a me, ma è normale che risale, quello tutta la vita, nuota controcorrente, povera bestia. Tu ti baci in bocca un norvegese così, vuoi controllare prima? Ma perlomeno a scadenza. Ma non lo salmone, non norvegese. Fa male, fa Che cosa sappiamo di lui? Papà, lui lavora. Sicuro? Cioè, chi sta a 30 anni già lavora. È una piaga sociale in Norvegia, il lavoro minorile è una piaga sociale. Che lavoro fa? Fa l'influencer. Se l'ha fatto vaccino almeno No, per l'australiana, papà, papà? scocci, ti vado a Vieni mettere qua, tutti non quanti farmi amici. arrabbiare, vieni mamma amici, no. Venga presto a me. Ma questo è di mia figlia, io non lo riconosco. Signora Parascandolo, è mio. Ah, mi è scusi. tuo, Federica. Grazie. Federica, ma vuoi venire stasera alla festa? No, signora, come faccio? Però mi puoi fare un piacere? Vuoi chiedere a Eskil? Ma lo conoscete? Come no, il norvegese, come? Se mi procura un trancio di salmone più o meno così, guarda. Ma no, signor, pure voi questo salmone. Non ce l'ha Eskil il salmone, non ce l'ha. È un norvegese senza salmone. Ma che fai? Ti sei seduto? Scusa signora, scusa, io guardo Panorama, lì Pozzuoli, casa mia. Casa tua a Pozzuoli? No, dopo Pozzuoli, Ah, casa dopo mia. Vabbè, senti, non mi ricordo come ti chiami. Yeia? Yeia. Allora, Yeia No, sta... no Yeia. No, Yeia. Azzocca Yeia. No, Yeia, azzocca Yeia. No, lieve Yeia. Leve Yeia. Azzocca. Azzocca, Yeia. No, lieve Leve Yeia. Yeia. Azzocca. Azzocca Yeia. Ah, allora, azzocca Yeia, pensiamo alla distribuzione dei tavoli. signora. Vedi che è arrivato il furgoncino, Sì, signora. ci sono 20 tavoli, li prendi e li porti su e li distribuisci sulla terrazza. 20 tavoli signora, a portare io solo? Uno alla volta li porti su. Ho capito, ma sai sceno palazzo va bene una cosa signora, Allora mi raccomando, non va bene. il tavolo dell'assessore Cardellino, vedi come te lo dico, deve stare qui al centro della terrazza che lo vedono tutti. E se picchione e caca?
Il picchione? Pacchione. Cru, 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 cru. Ah, il Picchione. piccione! E proprio qua devi cacare. Tu metti il cardellino e il picchione caca, signora. Ah, capito. Meglio mangia dentro. No, che dentro. per Signora, carità. meglio mangia No, dentro. Il signore. picchione non cacca. No, sai che facciamo? Ci mettiamo un Va ombrellone. bene. Uno solo sul tavolo dell'assessore Cardellino. Lo devi andare a prendere però. Allora, vai giù in garage, sta sulla mensola in alto. Ti serve uno scaletto. Sai dove possiamo trovare uno scaletto? Dicono so. Ma che fai? Parli napoletano? No, signora, io non parlo napoletano. No, tu adesso hai detto io che ne saccio. Scaletto in indiano. Scaletto in indiano si dice io che ne saccio. Sì? Sì, signora. Ma veramente? Io che ne saccio significa scaletto in indiano. Sì, signora. Stasera lo dico alle mie amiche. No, non dire amica, signora, non dire amica. Che chic, tengo il domestico indiano. Ah, sì. Ma quale indiano? I songhi pazzeschi. I faccio l'indiano per faticare. Un po' che trucco, un po' che solo non faccio che capi che stai questo. Ma pigliate per far cucina, ma pigliate, sì. L'indiano è fa cucina, mica è fa cucina. Alzo caglieye! Arrivo, signora! Mannaggia, cani cancilla, mannaggia. Ma ci fatto vaccino, ma ci fatto tambeno, e muore un brillone. Vieni, Tony. Vieni. Tony, ti ho fatta passare per la scala esterna perché in casa c'è una confusione incredibile. La festa di mia figlia stasera per i 18 anni, mia moglie mi sta facendo diventare pazzo. Mi ha fatto spendere, grazie, un sacco di soldi. Faremo sta festa mega galattica. Guarda che ci sta. Signor Edoardo, buon pomeriggio, come andiamo? Abbiamo fatto 2 passi per la nostra Napoli. Sì, sì, sempre un presepe vista dall'alto di questa terrazza. Lui, Tony, il secondino del palazzo. Di qua, sì. Sì, sarebbe il vice del portiere, sì, sì. il Insomma, secondo. brava ragazza, passata. Papà, sì, sì, scusami. la festeggiata. Mi hai fatto la ricarica? A proposito della ricarica. No, a te. A te. Senti, te stai- Mi hai preso i biglietti di LDA? No, a proposito dei No, biglietti. a te. A te. te stai salvando. Mi hai fatto l'abbonamento Netflix? Quando è belle. No, a te. A te. Ti sta facendo- Comprami lo smartphone nuovo, va buono? No, a te. A te. Io mi voglio uccidere, no a te, a me. Mamma mia, Carmen. Uno rientra a casa. Un abbraccio al papà. E questo è vedi? Complimenti per la figlia. Sei sarcastico. già, ma addirittura fantastico. Ma mi quale sembra. fantato? Sarcastico. Ah, no, io so mangiare. A te ti devono mangiare i cani perché sei di un'ignoranza allucinante. Fantastico. Gennaro, hai comprato le olive? No. Le ritirate? No, dovevo pigliarle io. Sì, ti ho Ah, chiesto no. la cortesia stamattina di comprare le olive. Mamma, che agitazione, vabbè, mo vado. Quante Vuoi ne devo andare? prendere? Sì. Allora, 15 kg di bianche, 15 kg di nere, 10 kg di ascolane. Le te lo taniche ricordi? me le porto da qua o me le porto dal salone? Quale tane? Ma che mi fa l'olio con 50 kg di olive? No, Faccia io fare. non ho tempo di fare Di fare l'olio, l'olio. perché no, facciamo no, l'olio carità. normalmente? Ma non mi ha pigliato per un produttore. Mi fai un po' di caffè, per Senti, favore? te lo fai Perché fare? ha chiuso il bar di Ciro. Va Ti bene, prego. te lo fa Carmelina. Io ho tanto da fare. Tanto da fare Stasera un per la caffè. festa. Lo fai così bene, Sì. tu. Tony, una cortesia. Sai dove possiamo trovare uno scaletto? Io che ne saccio. E come mai parli indiano? Io? Terè, Carmelo dove sta? Sta fuori al balcone. Senti, Gennaro, ma come mai parla indiano lui? Lui chi? Tony. Indiano. ha Lui non parla- sa parlare italiano, parla indiano. No, adesso ha parlato indiano. Guarda, voglio bene, hai bevuto il limoncello pure stamattina. Pure oggi pomeriggio, di la verità. 2 dita. 2 dita, 2 dita la mattina, 2 dita prima di pranzo, 2 dita dopo pranzo, 2 dita prima di cena, fa male. È liquore, non è succo di frutta. È limone. Ma quale limone? Tu fai il limoncello con una scorza di limone piccola così in 5 litri di alcol puro. Quello Quale così si limone? fa. Fammi su caffè, fammi Comunque accorre- io non sono scema. Non fare queste affermazioni affrettate a quest'ora, ti voglio bene, dai, Gennaro, proprio adesso lui ha detto scaletto in indiano. Ma che ne sa? Come si ha dice detto- scaletti in indiano? Io che ne saccio. Hai visto? Hai visto cosa? Hai visto? Ma perché? Ma no, ma scusate, non vuoi? Fammi un caffè, fammi un caffè. No, perché volessi sapere. Ma scusa, tu lo sai come si dice scaletti in indiano? I canasacci. E allora perché non stai zitto? Mamma un caffè. Quello è difficile. Ah, mamma mia, che pretesa. Gennaro! Mamma mia. Gennaro! vuoi? Ho una sorpresa per te. Voglio il caffè, Dai, mi prima sta la un cerchio alla sorpresa, testa, mi sta dai. sorpresa. Dai. Azzocaglieye! Chi è Tarzan? Azzocaglieye! Sì, signora! Ma vuoi, eh?
me che mi gira la capo, visto che si muove. Che cosa c'è? Capito chi è? Sai chi è? Probabilmente è l'animatore della festa, il mago. No, ma che mago? Non è mago Cobra. Ma quale animatore? È il nostro domestico indiano. Nostro di chi? Mio e tuo. Io ce l'ho la domenica, Carmelini. No, l'ho assunto io stamattina. Non mi segue, no, è abbiamo chic. pazienza. Dai, No, mi scusi, ma per non la mi segue, festa, madonna mia, ma Gennaro. calma, fa figure dei cafoni. Come si chiama? Zoccaglie. Scusi, come si chiama? Azzocca. Azzoca, che è Azzoca? No, ha detto il nome. Ah, scusi, Azzoca. Iei azzocca. Ah, scusi, iei Azzoca. No, lievi iei. Lievi iei. Azzocca iei. Azzoca iei. No, lievi iei. Lievi iei. Azzocca. Azzocca. Iei. No, lievi iei. Metti la mano. Azzocca. Facciamo così che è meglio, dai. Forse così ci capiamo, vero? Senta, signora Azzocca, iei, levo ma. Possiamo fare una macchinetta per sapere caffè? Fammi parlare a me, quello è straniero, tu non ti fai capire. Allora. Attenzione, fare caffè a mio marito. Ha messo l'antifurto, ha messo, ma abbia pazienza. Lei conosce la moca per il caffè? Ah, mocca faccio caffè? No, faccio la caffè, no, non non ho mocca. detto moca, tutto attaccato. Non mocca. Moca. Molla. La moca. Molla faccio. La moca. Non mocca, ma molla. fa mocca là. Sì. Esatto, va bene? La mocca là. Io piglio macchinetta, svito macchinetta, piglio acqua, metto dentro, piglio filtro. Quando metti il caffè nel filtro, Sì. attenzione, non lo faccia bruciare, non piggi. E no, appiccia, se no non esce. No, hai capito bene? No, non ho detto non appicci, ho detto non piggi. E non picci non parte. Giorgio Clooney, non Non ho capito. ecco, non pressi. Ah, no, i prezzi, facci chiano chiano. Vabbè. Bravo. Buonasera, tazza. Ma non capisce proprio niente. Ma figure dei cafuni che si prendono il domestico. Figuratevi che caffè che fa quella indiana, mica sa fare il caffè. No, te voglio bene, non famo che c'azzi, che quella è la moca internazionale, la miscela è napoletana, basta metterlo dei mobi, siccome è indiano non sa fare il caffè. Il caffè a Napoli si fa con le 3C famose, chi sto Come? qua mica Ma non conosce capisci le 3C. niente, le 3C, quello è il caffè del bar. Bravo. Tu non sai nemmeno che vuol dire le 3C. Come quando piove, Gesù. Le Le 3C. 3C. Le 3C del caffè. Le Come 3C. quando piove, no? E dove stanno i C? Io ne sento una. In come quando abbiamo sento una C. Che ome. Poi sento a qua. Quando. Che quando? Che quando. E piove? Piove. A Napoli chi piove? Fatti la Letana, non parlare più con me, non parlare più con me. A me questa storia, a me la storia delle 3C sul caffè del bar mi sembra folklore per il turista, per compiacere il turista, ma fa sempre per far divertire il turista. Sapete che vuol dire le 3C, no? A Napoli qui lo sappiamo, ma chi ci segue da casa che non è napoletano, le 3C significa, devo dire una cattiva parola, scusate, come cazzo coce, nel senso che deve scottare. Io sono d'accordo che la tazza deve essere calda, altrimenti il caffè si raffredda, e se il caffè si raffredda la parte grassa si stacca dal resto della miscela e ti lascia un cattivo sapore in bocca, un po' di liquirizia, di gomma bruciata, però deve essere caldo. A Napoli a volte qualche barista esagera, mette la tazzina sul bancone che è piombo fuso. A volte, se tu ti scordi che stai a Napoli, metti le dita vicino al manico della tazza, si attacca la pelle di polpastrello, poi sento la puzza bruciata, è la cosa più fastidiosa un barista che si diverte quando tu fai zumbata, tazzina, che rida fa? Deve essere calda, ma detto questo, come mai si identifica la tazzina di caffè con la cultura napoletana? È vero, ad Azzolelle Caffè siamo famosi per la tazza di caffè. L'abbiamo inventato noi il caffè del bar? Io non lo so. Per esempio ho bevuto un caffè squisito a Palermo. In Calabria c'è una grande tradizione, tuttavia si ritiene, soprattutto noi napoletani, che il caffè sia una nostra proprio, sia quasi un'invenzione nostra. Per saperne di più sono andato a curiosare sull'enciclopedia Treccani, parliamo dell'enciclopedia, l'Olimpo del sapere, l'enciclopedia Treccani, tenete presente, io me la sono proprio comprata, quella cartacea, 4 anni fa sto ancora pagando le rate, è talmente grande che ho dovuto comprare un'altra libreria per ci mettere la Treccani dentro, quindi vado a cercare la parola caffè e cerco di capire come mai il caffè a Napoli è così importante. 5 pagine di spiegazione sull'Olimpo del sapere, la Treccani che sto ancora pagando le rate, dopo 4 anni ho cambiato pure la libreria. Sotto la parola caffè Napoli in 5 pagine non c'è sta mai. Cioè parla di tutto, si parla di Colombia, di Argentina, di Algeria, di Trieste e non si parla in Napoli. Sotto la dicitura caffè tu sei la Treccani. Io sto ancora pagando il rato, dopo 4 anni mi ci ha accattato una libreria, tu non metti Napoli sotto il caffè, tu sei la Treccani, io te levo un cane e te ne lascio, lui te ne lascia. Ma stiamo scherzando. Per noi napoletani
per noi napoletani il caffè, le 3C ce le ha e come, ma sono le 3C di condivisione, di cultura, di calore umano, non quelle 3C là. Per noi napoletani il caffè, sapete che cos'è? Me l'ha spiegato una volta un barista in un piccolo bar di Pozzuoli. C'era questo barista che era una specie di energumeno, il classico maschio alfa, proprio l'uomo che non dice nemmeno buongiorno e buonasera per non sembrare troppo fragile, troppo educato. Grugniva, non parlava, però mi fece un caffè strepitoso. Gli feci i complimenti e lui mi disse: "Oh, sai perché è saporito? Lo sai perché è buono?" E la seconda parte della frase che mi colpì moltissimo: perché è fatto con amore. La parola amore in bocca a quell'uomo non ci azzeccava niente. E invece no, mi sbagliavo io. Nel mio razzismo piccolo borghese lo avevo giudicato male solo per l'aspetto fisico, invece quell'uomo mi aveva dato una sonora lezione, mi aveva insegnato che cos'è la felicità per un buon napoletano, una tazzulelle caffè, ma fatta con amore. Questo è il caffè. Altro che... Avete visto? Che vi avevo detto? L'indiano il caffè non lo sa fare proprio. No, lascia giudicare me, No, dammi che la cosa? tazza di caffè. L'ho dove? fatto io. insomma. Mi immagino che hai combinato. Perché non l'hai portato? Perché fa schifo. No, perché è scoppiata la macchinetta. Hai visto? Perché hai spinto la miscela. Mi dispiace, non c'è nada. Che Mi dispiace? Non c'è nada. Non dico, devi no. dire, te l'ho detto già, il don davanti al nome si usa negli ambienti di malaffare e poi mi fa sentire vecchio. Questo don davanti al nome è una cosa antica, si usava agli inizi del secolo scorso. Oh, e quanti anni ci avete? 9,50. Non mi hai riconosciuto, sono Noè, ho costruito l'arca. Ma se viene l'alluvione a te faccia affogare sicuro, mamma mia. No, Ma sei di un'ignoranza allucinante. Ma che scuola hai fatto? Che scuola? Dico, che scuola hai fatto? Ah, no, ho fatto il bidello all'Augusto Righi. No, la scuola hai fatto, scuola media. Ah, no, niente. Le elementari. No, niente proprio, no. Scuola dell'obbligo, nel senso che ti hanno obbligato a non andare a scuola. No, Sì, sì. vi volevo chiedere un aiuto, ecco. No, se non tengo possibile. soldi, guarda, mia moglie mi ha fatto spendere tutto, ti prego, non No, chiedermi dico, soldi. vi volevo chiedere una mano, quali soldi? A mandare a Franchi il portiere in pensione, voi mi potete Ma aiutare? che faccio il dirigente dell'Inps, che ne so, come faccio a No, mandare in però pensione? adesso ci stanno le elezioni, no? Alle prossime elezioni vota Toni. No, non ci credo. Sì. Ti presenti alle elezioni? Sì. Ma io credevo che la politica avesse toccato il fondo, ma con te scavammi e fognatura proprio. Ma quale partito ti candida? No, quale partito? Io parlo delle elezioni che si fanno qua nel palazzo per il portierato. Se fanno le primarie per il portiere. Esatto. Madonna. Quindi farete i dibattiti tu e Franco? Sì. Ma ta chiamma, mamma mia! Madonna che Ma bello! sì. Mi immagino. Senza offese, aspiro a un voto unanime. Beh, questo ti fa onore, bravo. Grazie. Essere orgogliosi anche per un solo voto è segno di umiltà e di modestia, bravo. No, come un solo Contento, voto. no? Ma un solo voto sono pure contento. Tu hai detto un solo voto unanime. No, è quando ti votano tutti quanti, così si dice. Come si dice? Si dice voto unanime. Unanime. Quindi il Parlamento vota all'unanimità. Così fa. Unanime, no unanime. Unanime è quando uno dice unanime. È un'esclamazione. Unanime. No, unanime, tante anime. E chi te viva? Vabbè, ma come si dice, Ma si tu lo dice. sai che somigli in maniera impressionante all'infermiere che ha riportato stamattina a casa il professor Camaldo. Ma quello che fa l'infermiere? Lo conosci? Oh, quello è mio fratello. Ma non è possibile. Ma Che coincidenza, ma siete identici. per forza, siamo gemelli proprio. Omozigoti. No, maschi, tutti e due. Questa ve la da signare, omozigoto maschio, è bellissima. Bella. Perché se- Ma tuo fratello è il livello tuo intellettuale? Vabbè, siamo gemelli. Certo, avete fatto miei cervello a testa, evidentemente, giustamente. Siamo gemelli proprio, ci abbiamo 2 anni di differenza. Oh, scrivete pure questo! Difende addosso! Giù, difende addosso! No! Che ne sa? Portami un foglio che me le devo scrivere! Ma gemelle 2 anni di differenza! 2 anni di differenza. Ma tu lo devi raccontare al mondo tutto questo! ma quello Ti si devono vede. mettere nel Guinness dei prima voglio no. gemelle 2 anni di differenza! Sì, E chi è rimasto in da panza mentre chi l'ha cresceva? Io stavo nella pancia perché lui è nato 2 anni Ma 2 prima di me. anni, ma no, quindi tua mamma andava in giro con tuo fratello gemello, a 2 anni lo portava con il cordone ombelicale, attaccato, a mamma, allora vai, non tirare, che quello vai. Io stavo dentro. Quello giustamente, il ginecologo quando ha visto prima ha detto, signore, secondo non se ne parla proprio. Mannaggia, non ci posso credere, ma sei il numero 1,
E tu vorresti fare il portiere. vorresti. Poi il voto me l'ho dato, così faccio anima. Ma poi scusami, per quale motivo Franco dovrebbe andare in pensione visto che non ha compiuto ancora 60 anni? Vabbè, ma allora la vostra amicizia che me la sto facendo a fare? Ma chi ti conosci? Ma come ti permetti? No, io non conosco. A parte il fatto che mi stai dichiarando in faccia che mi saresti amico per interesse. Io sì. Lo dici lui. Beh, voi- L'amicizia è disinteressata. No, a me mi interessa la vostra E amicizia. a me la tua non interessa affatto. Non dite così, ma a noi ci unisce la passione per i colori azzurri. Voi? Io, Già. ma io rimane non voglio sapere niente. Scusate se ci seguite. Mamma mia, scusate, mo. Qua può darsi che ci seguono anche da Milano, non posso parlare troppo, però oi. rimane tra l'uomo mascherato. No! Addio a me. Osimen, con Quaraschelli là a sinistra. Che ci mettiamo a Politano allo Zani? chi è? Tutte e tre. Mamma mia, quei tre fanno una accoppiata esagerata. No, a me piacciono tutti e tre. E pure a me, tutti e tre, però. No, perché tu hai detto la cosa. Fanno una accoppiata esagerata, no? Perché- No, ci sono tre, come la fanno l'accoppiata? Tre. Fanno un terzetto, l'accoppiato come la fanno? Tre. Che se l'accoppiato? Va, tre, va. Si mette uno sopra l'altro, spondono ride, vedi? Vedi? 3 e 2. Ah, su 5 loro? Gli dice cazzo a lui. Capisce proprio. Ah no, vedi? Gennaro, io mi sento troppo eccitata, troppo emozionata per quello che sto ma vedendo. questa festa. Ma che devi andare in bagno? Che sei? Ah no, perché deve fare Sei così. emozionata? Senti, ma tu non sei emozionato? Beh, insomma, è una festa, dai. No. Non è una festa? Sì, è una festa. E perché dici no? No, è un momento importante. Nostra figlia entra in società. Ah sì? E con chi si mette in società? Ma chi si mette entra in società? Con chi? Con Don Ferdinando, pizzaiolo all'angolo. Fanno al 50%, mia figlia impasta un Ferdinando in forno. Capito? Mannaggia la miseria. Oh, vero? E io non sapevo niente. No, ti voglio bene, niente, lei, fammi la cortesia, pure tu. 2 contro 1, no. Mamma mia, io non la faccio più. Sono proprio preso tra due Ma fuochi. che ne fa una bella pizza, un Ma Ferdinando? con la pizza non entra in società. Entrare in società significa entrare a far parte della collettività. Tu non puoi capire perché tu non ti sei mai integrato nel tessuto sociale di questa città ed è quello che manca oggi a Napoli, quella tessitura sociale che ne faceva un'isola felice. Capri è bella. No, Procide ancora meglio. Fatemi una figata. Perché parlo con te? Perché parlo con te? Gennaro, dai, mi dai un consiglio? Quale mi metto? Mi metto il nero o mi metto l'albicocca? Ma io direi l'albicocca è una festa di ragazzi, un colore più vivace. Che devi fare col nero? Ho sbagliato la risposta, giusto? Devo dire il nero. Ma allora tu perché mi porti l'alternativa? Se tu già hai deciso di mettere il nero, come domanda a fare? Tanti sbaglia sempre. C'è una che vuole, non dico fagiolo, non dico fai fagiolo. E fa no. Non ci prendi mai? Perché non va bene l'albicocca? No, perché non fa bene? Sai che, Genna, che l'albicocca mi fa un po' il culo grosso. No, è mica l'albicocca. Uè, scostumato che non sia altro. Chiedi scusa a mia moglie. Signore, chiedo scusa, volevo dire non è l'albicocca, ma è il vostro... Come non è l'albicocca? Non è l'albicocca, ma fai vicera. Così avevo Non è detto. l'albicocca, voglio dire, ma amore, sei tu che sei fatta proprio Ma fai fatta che bene. cosa? Mettiti il nero che ti sfina, ti voglio bene, a te. Pensa a innamorata tua, ce l'hai la fidanzata? Sto aspettando una risposta. 2 euro allo scatto, vai. Mamma Cafone mia. scostumato. Scusa, ma fai sbagliare pure a me a parlare. Vabbè, non pensiamo a Andiamo lui, pensiamo a noi, Genna. cosa? Vai da nostra figlia e strillala. Eh? Strillala. Ah, strilla là. Strillala. Cioè, rimprovera là. Sì, Perché rimprovera. che ha fatto? Dice troppe parolacce. Lo so tesoro, ma negli ultimi mesi è diventato così. Secondo me frequenta nuove comitive, ragazzi e ragazze un po' più sboccate e lei fa buffuncelle e rivede. Brava, Andiamola a hai ragione, rimproverare, hai dai. ragione, devi indagare. Su chi frequenta Sì. e glielo vado a chiedere. Tu sei il padre? Ah, ma devo rispondere io? È No. una domanda. Tu sei il padre, no? Sì. No. Ehi, ma che lei? No, sì o no? Facci i miei vestiti. Oh, sono o non sono il padre? Va a finire che scopre boh che ha fatto 18 anni che non sono il padre. Con tutto l'olivo che mi hai fatto accattare, sono come il padre. Sono o non sono il padre? Certo che sei il padre. Andiamo allora. Tu sei il padre? Sono? Sì, sei il padre e allora devi indagare su chi frequenta. E adesso vado a chiedere.
Perché non è possibile, prima stava al telefono con quella stronza dell'amica mia e lei diceva solo parolacce. Ho svolto le indagini, ho scoperto il problema. Già hai scoperto? Niente di meno, ma tu ti esprimi in questo modo, tu sei la mamma, sei un modello per lei. Devi stare attenta. Adesso c'hai ragione. Ti emula, Però sai che, Gennaro, io oggi non lo so che mi ha preso, mi sento tutta eccitata. Non dice queste parole, ma io offrito un po'. Andiamo. Senti, Gennaro, ma prima che arrivano gli ospiti, te la voglio far vedere, la vuoi vedere? Quanto tempo fa hai bevuto il limoncello? 3 ore fa. Me la vuoi far vedere? Sulla terrazza. Che c'è di male? Io non la vedo in camera da letto, non so da quanto tempo, ma la ci avrei fuori la terrazza. Se affaccia qualcuno da un palazzo di fronte, ci fa una fotografia, ci pubblica su Instagram, coppia di anziani coniugi scoperti a copulare sul terrazzo di casa. Che figura faci? Perché sono anziana io. Ho sbagliato la didascalia. Anziano coniuge scoperto a punzecchiare la mogliettina dai denti di latte sul terrazzo di casa. Vedi così? Sembra Gennaro. Andiamo. Ma no, io sto parlando della bomboniera. Bomboniera. Complimenti per l'autostima. Quindi fammi capire, se tu mi fai vedere la bomboniera, io poi a già cacciare i cuffiette, giusto? Non credo di essere all'altezza. Non credo di essere, no. Ah, Gennaro, tu hai il chiodo fisso. No, me l'hai schiodata da parecchio. Tu pensi sempre alla stessa cosa. E che posso fare? Posso solo pensare. Ah sì? Perché? Che vuoi dire? Che noi non facciamo pratica? No, noi non facciamo manca la teoria. Mi sono scusato come si fa. Ma che coraggio, se l'abbiamo fatto di recente. Tu e chi? Io e te, ti sei Controllo. dimenticato. Certo, mi sono dimenticato. Ma Quando è di guarda, recente? è stato 9 mesi fa. Qua di recente 9 mesi fa. Me lo ricordo benissimo che hai messo il veto come una pazza. Ma toccato, ma toccato. Per forza. Io mi sono rifatta il seno. E quindi? Quello si sciupa. Visto che l'ho pagato io, mi fai vedere almeno com'è venuto, per favore? Gennaro, sto parlando della bomboniera di Viviana, nostra figlia. Ma la conosco benissimo. La fontanella, quella là di porcellana di Capodimonte. Sì, però ti voglio far vedere quella che ho preparato all'assessore Cardellino. Cioè, bomboniera diversa dagli altri ospiti. È un po' diversa, Hai sbagliato. sì. A No, parte il fatto perché? che l'assessore Cardellini mi è antipatico perché il padre di Alberto e quel ragazzo è capriccioso, viziato, non mi piace, fa la corte a nostra figlia. No, non le fa più la corte. Meno male. Si sono proprio fidanzati. Ma se come dicevo, quando? È un mese fa. E io lo vengo a sapere solo adesso. Non sono d'accordo con questo fidanzamento e soprattutto non sono d'accordo con queste preferenze. Perché hai fatto la bomboniera diversa dagli altri ospiti? Che figura È facciamo? importante l'assessore. Hai sbagliato. Gli altri ospiti si offendono. No, tu non gliela devi far vedere agli altri ospiti, no. gliela devi dare di nascosto. Ma la mia dai, età mi mette a inventati fare queste qualcosa. cose. Come faccio? Gennaro, senti a me, tu nascondi la bomboniera dietro al mobiletto dell'ingresso. Quando se ne va l'assessore, arrivederci assessore, questa è la bomboniera. Ma ti pare normale? Una fine, vabbè, fammi vedere come sta bomboniera. Andiamo. Azzocaglieye! Non chiamare Tarzani. Azzocaglieye! Portare bomboniera di assessore Cardellino. Come mai? Ma chi è Carlo? Sarà Carmelina. Carmelino mi suona con la voce da uomo. Cos'è? Cos'è sta roba? Cos'è questa È roba? un centro tavola. È a tavola di polifemo, ma cos'è sta roba? Ma come che cos'è? È la bomboniera dell'assessore Cardellino. Questa? Questa. Di nascosta dietro al mobiletto dell'ingresso. Ma come se la porto con la gru, con tutte queste pietre dentro qua? Ma quali pietre? Sono i confetti! Ma sono cuffiette! Sono uova di dinosauro, sono. Abbia pazienza, signor Zoriak. Me la può portare dentro? Che fanno male le ruine, fanno male. Divina chi è? Chiedi. Facciamo vedere. Tu non Ma tu sei apprezzi pazza, questo è un niente po'. di quello che faccio No, io. ma tu sei non mi pazza. parlare proprio Ma io stasera, penso- perché siamo litigati. Io stento a credere che sia vero quello che mi... No, signor Edoardo, ma per carità, ma che mettiamo in terrazza? No, ma che abuso edilizio? No, diglielo, no. È una bizzarria di mia moglie. È una pizzeria della moglie, ecco. Vivi! 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 Ehi! Ma che stai a casa tua? Chi sei? Il padrone di casa? Arriva, non saluta. Questo è il figlio dell'assessore Cardellino. Alberto. Bebè degli amici. Bebè. Sì. Ma quanti anni ha? 32. E ti fai chiamare Bebè a 32 anni? Sì. Ma che porti ancora il biberò? No, in un mozzo che c'ho, però. Non ci di più. No, Ma perché fino a che età hai giocato il biberò? fino a 15 anni. Oddio.
Mamma mia, biberone fino a... Oh, stai lontano da mia figlia. Hai capito? Non ti permettere di pensare nemmeno lontanamente che sei il fidanzato di mia figlia. E quando entri in una casa, saluta. Ma perché non vi ho salutato? No. Mannaggia tutti quanti, mannaggia. Veramente non vi ho salutato. Ancora, come stai pigliando in giro? Oh, mi dovete scusare, io non vi ho salutato perché stavo sopra pensiero. Tu sotto c'hai un pensiero, non credo. E questa la so. Ah. Sì, questo è Tiziano Ferro. Questo fa sotto, io, c'è un pensiero. Io, Cioè, tu hai capito chi sono poi? sotto, Tu hai capito che io, livello è? c'è un pensiero. Io. Bebe. Vivi. Bebe. Vivi. Bebe. Oh, regà, Rosta. sta ba. E beh. Di me. Ua. Secondo me. Assai. Non va. Che fa? Perché? Papà. Che fa? Parla, parla. Già. No, mo. E qua. Che sta? Mannaggia. E chia? I biccari. Dammi. Gnorno. Con me. Deddo. Uffa. Cipru. Tuvo. Gnove. Tatti. Vivi. Bebe. Vivi. Bebe. Guardi! Tutta mita buona! Nenne! Papà. Guaglio! Sì? Mobba! Perché? Manga! E poi? Ti spa! Che cosa? Ecca! Parlando come lui! Ho parlato... Ho imparato! Ho imparato a parlare come lui! Sì, ma è fortissimo il tuo vecchio, Vecchio a chi? Vuoi fare una bella corsa? Vediamo a chi va più veloce? No, quello è un cardellino, arrivo prima. Dai, Dai, perché non ne ha figli? Dai, forza su, si scherzava. Batti 5, Io dai. lo batti in bocca e ti faccio cadere i denti. Hai capito? Perché sei qui a quest'ora? È troppo presto. Sì, La allora- festa è fra 3 ore. Torna Sì, a casa. No, lo so. Allora, io mi sono anticipato Eh. perché ho portato il regalo. A mia figlia? Sì. A quest'ora? Sì, sì, Vabbè, dai, regala a mia figlia e poi te ne torni a casa tu. No, io il regalo l'ho portato, ma non l'ho portato sopra perché è pesante. Ah, pesa? Sì. Ma mai come quello che riceverà tuo padre. Ah, sì. Da preoccupare. Aspetta. Digli di venire col furgone. Sì. E il tuo come mai è pesante? Come mai? Quelli sono 100 cavalli. E poi ci quindi- faccio mettere in ascensore a chi si Ma perché secondo te ha portato a mandri e cavallo? Che è un cowboy? Chi è? John Wayne? Chi sono? Giovanello. John Wayne, qua Giovanniello. Che sono sti 100 cavalli? Spiega. Allora, sono 100 cavalli, stanno dentro al cuofono. Al... Cuofono. Se l'Accademia della Crusca, signore, questa è accademia... Quindi al cofano si dice il motore. Parliamo Sì. di un motore di che cosa? Di una macchina. Quale? A 500. Ma mica la 500 vera, proprio la 500 intera, sana. Sì. E chi ci ha regalato a pizza? Ma che cazzo? Ma è tutto scemo, proprio! Ehi, ti faccio mangiare i confetti e tuo padre ti faccio mangiare, capito? Tutto scemo a me, ma siete chi parla? A me, cioè. Cosa voglio dire, intera, intendevo dire non un modellino, No, no, un'automobile vera. Vera. Ma nuova? Nuova, no. La 500? A 500. Nuova? Nuovissima. E quanto costa? Poco. Poco? 16.500 euro. E ti pare poco 16.500 euro? Quante rate hai dovuto fare? Quale rate? 16.500 euro una coppana. Non fai costumata a casa mia, capito? C'è gente che si deve spezzare la schiena per guadagnare quei soldi. Non venire qui a fare lo sbruffone, una coppa, no. Tu che cosa hai fatto per guadagnarti questi soldi? Mi sono spezzato la schiena. Cioè che hai fatto? L'ho chiesto a papà. Ma va a te. Ha sbagliato tuo padre a darti quei soldi? No, non ha sbagliato, glieli ha dati 16.500 euro. Tu a me che mi dai? Se non ti stai zitta, 16.500... Basta, per piacere, basta, non litigate, va bene? Già mi fa male la testa, papà, guardate Come mi hai chiamato? Papà. Chiamami un'altra volta papà, faccia finta che ce l'hai e ti taglia la capa. Papà. Papà. E non lo chiami, papà. E ci mancava! Mamma mia, che immagine terrificante! Vabbè, ciao. Ehi, dove vai? io Vieni sì. qua! Non ti ho dato ancora il permesso No, di papà, uscire. per favore. No, aspetta qua. Tu non puoi guidare, lo io sai non che vo- non hai la patente, lo sai che non hai la patente? Papà, sì, A lo una so. ragazza di 18 anni non tiene la patente, sta pure bocciata a no, scuola, a 500 ci regala, sì? Tutto dobbiamo dire? Eh. Non voglio guidare. E che Devo devi? controllare se mi ha fatto mettere tutti gli optional. Ma smettila di fare la viziata, cafone, tutti gli optional. No, inglese Che non ti optional. basta a 500 nuove, no? No. Pure gli optional se vuoi. Se non me li ha messi io lo lascio. Ma se quello ti sente e ti lascia fa bene. No, non vi preoccupate, ho sentito tutto. E mi dispiace. Ho sentito tutto, ma non sono offeso. Si è offeso, vedi? Li ho fatti mettere tutti quanti gli optional. E non sei fesso! No. Capito io? Chi stai una scienziata? Bravissimo, sì, diciamoci la verità. I sono sprecati in Italia. È la prima cosa buona che ti sento dire da quando ti conosco. Sì. Sì. No, io me ne devo andare. Bravo, dall'Italia, ma Sì. proprio te ne devi andare. Sì, me ne vado. Ma sai, vedi che faccio? Eh. Faccio la fuga del cervello. No, a te più che altro è un inseguimento, prima con il chiappo.
Via. Ah, mamma mia, cioè voi non vi amate, voi, no, non vi amate. È perché il vostro, voi non vi amate, il vostro è un Dot Des. Tu dici di amarlo solo perché ti ha regalato un'automobile, una 500. E per quale altro motivo lo dovrei amare? Mamma mia. Ti voglio dare un consiglio. Sì. Salvati la vita. Lasciala. Ehi, io conosco la mamma. Questo è peggio. Sei forte, papà. Ma pigliate per Gianni Morandi, eh? 1 su 1000 ce la fa, ma non sei tu. Vai, mamma, fatti gnocchi. Un po' di pazienza. Cioè, ma che speranze volete fare? abbiamo, che speranze abbiamo nelle future generazioni? Ma ti rendi conto? come Cioè, no? questi si scambiano il regalo, comprano l'amore, questo non mi piace. Quello. Io, per esempio, a mia figlia, per farle capire che cos'è lo spirito di sacrificio, sai cosa regalo stasera? Il passaggio di proprietà della mia automobile, quella usata, c'ha 19 anni, la mia Taunus verde. È che bellissima. È una Euro 4, così si piglia la patente, si impara a guidare e poi si comprerà la sua macchina in futuro. Che te 320.000 chilometri? No, non sai niente, l'ho portata dal meccanico. Ha girato a Vitarella, l'ha portata a 32.000. Ah, sì, Come nuova. Perciò andava meglio. Vabbè, no, quello è fittizio, è un trucco. No, io però sono arrivato fino a Formia, comunque non si è fermata, camminava. Non ho capito. diciamo. Non ho capito. Dico, sono arrivato fino a Formia con la macchina vostra. Tu sei andato a Formia con la mia macchina. Sì, sì, sì. E perché? Chi ti ha dato il permesso? Voi, Gesù. Di andare a Formia con la mia macchina. E voi me E l'avete perché detto? ti avrei dovuto dare il permesso di andare a Formia? Guardate, mi avete detto portami la macchina in garage. In garage, a via Formia. A via Formia. Ah, via Formia. Eh. Scusa, io avevo capito, vai via Formia. E quindi che fai? E io ho fatto Formia, Gaete, Sperlunga, Idri. E l'hai trovato il garage? No! E come mai, secondo te? Io tengo la casa a Napoli, ma faccio garage a Formia, ma fa? Ragione. Arrivi da solo. Ma io infatti dicevo, dico, ma come se ne torna non c'è una rasa? Quelli si è fatto pure la domanda. Da Formia a Napoli come torna? E come torna? A piedi? No, mi rimetto in macchina e torno a Napoli. Arrivo sotto casa, cerco il posto, non lo trovo e mo mai tengo il garage. E vado a Formia un'altra volta. Arrivo a Formia e mo come torno? A piedi? No, mi rimetto in macchina e faccio questo tutta la notte. E non ti conviene a trovare una casarella vicino al Ti garage? metti in mano con capito? Ma basta, mi stai facendo il nervosire. Non mi fai il nervosire. Non lo stai facendo apposta. Ma perché arrabbia? Oh, mi scusi. Mamma mia, si sente tutto, tu arrabbia. Ha ragione, fai strillare, che brutta figura mi fai, ma questo è un cretino. Ma tu napoletano e arrabbia? Ma che napoletano sei? Non ci si metta lei pure con questi luoghi comuni in napoletano, quando è giusto si arrabbia e come, mi dica. Dice signora deve infornare pazzella per squagliare mozzarella? A quest'ora. Squagliamo la mozzarella adesso fra 3 ore, è belle che rinzecchiti, che poi sulle pizzette non è mozzarella, è fior di latte. Sulla pizza ci va il fior di latte, lei conosce la differenza tra mozzarella e fior di latte? Non è la stessa cosa? No, Ma che deve bestemmia. conoscere? No. Ma che quello è indiano conosce la differenza tra mozzarella e fiore latte, amiche? Quello è napoletano. Mo se la spiega lui, qual è la differenza? E vabbè, dite voi che la dite meglio, Non la sicuramente. sa. E Lo sai dite- perché si chiama mozzarella? Sì. Da mozzare, perché quello è un impasto elastico che sta dentro l'acqua, no? È un po' una bella gommosa. Poi si fa la palla e per separarla dal resto dell'impasto si mozza di lato. Mozzarella. E infatti la mozzarella di bufala, che è con latte di bufala, è sempre rugosa sulla pelle. Mentre invece il fior di latte è liscio perché è fatto col telo. Che poi il fior di latte invece è vaccino. Veramente? Vaccino. Ah sì, ci mettono un vaccino in due fiore latte. Si fa proprio col vaccino. Io allora non mi mangio più. Perché? No, io con vaccino non... Sei no fior di latte, se leva sta cosa via. Leva sta cosa via. La mozzarella di bufala. La mozzarella di bufala è un'altra cosa che attribuiscono a noi napoletani. Non l'abbiamo inventata noi, la mozzarella di bufala. La mozzarella di bufala ha 2 grandi scuole di provenienza, quella casertana o aversana che è più sapida e quella battipagliese che è più dolce. A me piacciono entrambe da morire, ma nessuna delle due, secondo me, va messa sulla pizza. Perché la mozzarella di bufala, durante la cottura nel forno, caccia troppo latte e quel latte inzuppa l'impasto di acqua, farina e lievito. Lo rende immangiabile, si infracita. Ci vuole il fior di latte rinsecchito di un paio di giorni prima. Quello ci va sulla pizza. Che poi pure sulla pizza. Io vorrei sapere, ma perché identificano la pizza con la città di Napoli, con la cultura napoletana? L'abbiamo inventata noi la pizza. Forse noi abbiamo inventato la pizza margherita, ma pare che purtroppo nemmeno questo sia vero. Per sapere chi ha inventato la pizza, che c'entra la pizza con noi napoletani, sono andato a curiosare sulla... Ecco se recca.
Attualmente 2 cani sto ancora pagando il rato, dopo 4 anni ho cambiato la libreria per mettercela. Vabbè, sono andato a curiosare, ho cercato la parola pizza e beh, la sorpresa più grande ancora di quella del caffè. Non solo non c'è Napoli, non c'è sta proprio la pizza. La ex recana attualmente 2 cani, l'Olimpo dei Sapori non parlerà la pizza. Si arriva in ordine alfabetico, tu leggi? È vero, è questo. Arriva a un certo punto Pizia, sacerdotessa greca del 2500 anni fa, da Pizia in ordine alfabetico passi a Pizzetti, no Pizzette, Pizzetti, un musicista degli inizi del Novecento. Tra Pizzi e Pizzetti ci andrebbe la pizza e non ci sta. Cioè tu non capisci, tu sei la ex recana, attualmente 2 cani, sto ancora pagando il rato, dopo 4 anni hai cambiato la libreria, tu non mi la pizza, coppa l'enciclopedia. Tu sei la ex recana, attualmente 2 cani, te leva una tua cana e te ne lascia una e te ne lascia. Oh, ma stiamo scherzando, ragazzi, ma la pizza è fondamentale. La pizza è un alimento. La pizza, voi la fate al Bastella, la pizza, Stefano? La pizza è un alimento per noi, ma a parte che ci ha resi famosi nel mondo come italiani, non solo come napoletani, si scrive in italiano pizza. Ma poi, soprattutto a Napoli, negli ultimi 20 anni è devastata, perché fino a quando ero piccolo io, negli anni 60, a Napoli ci stavano 7-8 pizzerie, 7-8 pizzaioli, tutti famosi, eccezionali, però non si attiravano. Ma negli ultimi 20 anni, da quando è nato, quando è uscito il lievito madre, si è moltiplicati, cioè esce una pizzeria, una pressanata. Ci sono sicuramente quelli bravi, ma ci stanno quelli che se la tirano. Ma se la tirano, ognuno pensa di avere la ricetta magica della pizza. E io la faccio col lievito madre, lo faccio lievitare 24 ore. Wow. Io la faccio lievitare 48 ore. Fanno a gara a chi la fa lievitare di più. Il mio impasto sta lievitando da 3 giorni, niente di meno, 3 giorni. Ma né tiene i clienti, si mangiano queste pizze. Cresce solamente, sai, il lievito madre. Ognuno ha il suo lievito madre. Ma quando ero piccerino c'è stato il lievito di birra, nessuno si è mai imbriacato. Se non si può fare la pizza se non c'è il lievito madre. Quando ero ragazzino io, al mio paese, a Bacoli, c'era solo una pizzeria, c'è uno pizzaiolo, Gigino. Lo chiamavamo per quel sarcasmo tipico, popolare dei paesi, all'epoca non c'era il politicamente corretto, lo chiamavamo Gigino o Capellone, perché teneva 3 capelli, proprio 3, e si tirava proprio a lucida in testa in memoria di un passato da playboy. Questo Gigino o Capellone si era fatto le ossa come pizzaiolo in un ristorante molto importante di Bacoli, che a un certo punto aveva deciso di chiudere il reparto pizzeria. Quindi Gigino era rimasto a spasso, nel frattempo aveva conosciuto una ragazza, l'aveva messa incinta, da galantuomo l'aveva sposata e quindi in attesa di un figlio senza lavoro si era visto costretto a mettere in piedi una propria pizzeria. C'erano 3 o 4 tavolini, in realtà non gliene servivano di più, perché a Bacoli, soprattutto d'inverno, dopo le 7:30 di sera il paese era deserto, nessuno andava a sedersi a mangiare la pizza. Ognuno di noi andava lì, pigliava le pizze e se le portava a casa. E Gigino Capellone stava sempre aperto, con la sua pala da pizzaiolo in mano, il grembiule, con le gambe così divaricate, sembrava un guerriero spagnolo del 600 con l'alabarda in mano. Aveva uno sguardo triste, malinconico, guardava sempre l'ingresso aperto della sua pizzeria, aspettando, sperando che passasse qualcuno a ricordargli un passato che non sarebbe mai più tornato e a fargli immaginare un avvenire che non si sarebbe mai più avverato. Tra quegli avventori che entravano a prendere le pizze c'ero anch'io, avevo 7-8 anni, chiedevo 5 margherite, mia madre, mio padre, io e i miei 2 fratelli. Gigino non rispondeva nemmeno al saluto, appoggiava la pala al muro e cominciava a lavorare, prendeva 5 panetti rotondi da sotto a un cassettone di legno, li tirava fuori, con lo stecco li staccava uno dall'altro, erano profumati di pulito, acqua, farina e lievito, li buttava sul banco di marmo dove c'era la farina che li faceva scivolare, con le dita sapientemente cominciava a schiacciarli e a fare i 5 cerchi. Per definire i 5 cerchi dava 2 gesti netti, puliti, semplici, ta-ta, ta-ta, no come fanno mo certi pizzaioli che vedo che io quando li guardo mi piglia sempre lo stomaco perché penso sempre, sa quanta pila e gocce di sudore che acchiappa che li va. Ragazzi, quelli stanno tutti sudati, non è una pizza, è un asciugamano, se la passano per tutte parti, tu e si asciuttano proprio. Perciò è tanto certi vota la pizza, invece Gigino Capellone a ruota di carro, bella la pizza pronta. Quando era pronto il cerchio bianco cominciava a condire prima col pomodoro, pelato, crudo, schiattato a mano, quello si mette sulla pizza, no la salsa passata né tantomeno cotta. Sul pomodoro metteva i dadini di fior di latte, come vi ho detto prima, rinsecchiti di un paio di giorni prima, una manciata di parmigiano, un pizzico di pecorino, con l'oliera di ramo, col becco secco e lungo faceva una spirale di olio extravergine di oliva e al centro della spirale un paio di foglioline di basilico, bianca, rossa e verde, la bandiera italiana rotonda. La tirava per i lembi, non si rompeva mai perché era perfettamente incordato l'impasto. L'appoggiava sulla pala e come un giocatore da biliardo fuma, manava rindo furna.
la pizza dalla pala prendeva il volo, sapete la razza di mare, faceva così e si afflosciava sul fondo del forno. Allora Gigina aspettava che si cuocesse un paio di minuti da questo lato della circonferenza, poi rimetteva la pala sotto la pizza, tirava all'indietro, la pizza si girava su se stessa e la faceva fare un altro paio di minuti da questo lato della circonferenza. In 4-5 minuti al massimo erano pronte le 5 margherite, le tirava tutte e 5 dal forno, le buttava sul bancone di marmo, dava 5 pizzicate ai lati delle 5 circonferenze e faceva 5 mezzelune. Poi me le metteva una sull'altra ancora bollenti e me le avvolgeva in un foglio di carta oleata bianca, ma sotto alle pizze ancora bollenti non c'era un vassoio, no, le pizze ancora bollenti stavano a contatto diretto con fogli di carta oleata. Pigliavo un paccotto e me lo metteva sulle braccia. Io era corte che maniche corte tornava a casa con tutto l'olio bollente che mi faceva ustioni di primo, secondo, terzo e quarto grado, ma ero felice! Viva la pizza di Gigino Capelloni! Era buonissima, era buonissima. E poi sto col microfono. No, ho sentito dei rumori col microfono, tutto a poi il bello della diretta, come direbbe il grande Gianni Minai. Tutto a posto, posso continuare? Vado? Sì. Tutto a posto, bene. Oh, dunque, vi volevo dire che è arrivata una signora che sta parlando con vostra figlia. Aia, la mia ex moglie, Clelia, non non lo farla entrare. Camaldoli, Ah, chi deve scendere? Ma che funicolare. Stateci. Ciao Clelia, come stai? come stai? Sto bene, grazie. Sei tornato? Tornato. È andato tutto bene, sì? È venuta a sincerarsi delle mie condizioni, ma sai perché? Perché voglio l'assegna, è vero? Tu che dici? Sono 2 mesi che aspetto mentre te ne stavi fuori. Su un lettino di ospedale che è flebbe, ride e veno, 2 mesi di convalescenza, un minimo di compassione. Voi maschi, un poco di raffreddore e subito vi mettete a Un letto. poco di raffreddore, un trapiante di cuore, un poco di raffreddore. Ed era necessario? No, io sono fatto così, la mattina a colazione o mi piglio il caffè o mi cambio il cuore, sì. Allora, se tu ti sei trapiantato il cuore, io mi dovrei trapiantare il fegato per tutto il tossico che ho sopportato vicino a te. Ma quale tossica hai sopportato? Ah, la cosa bella di voi uomini è che manco vi rendete conto. No, è la cosa bella di voi donne, che pretendete che noi uomini ci rendiamo conto di qualcosa di cui non sappiamo nemmeno che ci dobbiamo rendere conto. Ti dovrei leggere nel pensiero. Bravo, ottima idea, leggi che c'è scritto. Vuoto a perdere. C'è scritto assegno. Mi devi 2 mensilità. Allora, Clelia, io non ti devo un bel niente. Non c'è stata una sentenza di un tribunale che mi obbliga a darti questo assegno. Finora te l'ho dato perché sono una persona per bene, ma mo sono scucciato. Vieni qui a pretendere con arroganza. Oh, basta. Non sono più l'uomo di prima, il professore sottomesso. Mi hanno cambiato il cuore, mi hanno messo il cuore di un delinquente. E insieme al cuore mi hanno messo il suo patrimonio genetico e culturale. Ogni tanto mi trasforma, diventa Gigina a purpetta. Così. Gigina, e se tu mi chiedimi l'assegno. Mi fai l'assegno? No, non te lo faccio, l'assegno. Assegno, ma veramente fa? Sono un uomo nuovo, sono un uomo diverso, sono un uomo... Stuart, ma se tu mi chiedi l'assegno, io non te lo faccio. Dai, non scherzare, me lo fai l'assegno? Ancora, no, ti ho detto, se me lo chiedi non te lo faccio. Non me lo devi chiedere. Dice, perché te lo faccio se tu non me lo chiedi? Mi deve venire in mente. Se mi viene in mente te lo faccio. Assegno. Allora, non devi suggerire. Facciamo così. Lo vuoi o non lo vuoi? L'assegno. No, non lo voglio. E allora non te lo faccio, che te andava lì, No, io non lo vedo per niente bene il mio ex marito. Ah, siete preside pure voi? I so preside. Quello così dice chi Ma non gli vede. avete messo un cuore buono? Come no, signore? Quello il trapiante si fa apposta. Certo, questo sembra un cuore usato. Ah, è usato. No, vabbè, però questo è un usato garantito. È un usato sicuro? È bravo, è un usato sicuro. No, perché vedi come te lo dico. Se dovesse capitare qualche cosa al mio ex marito, io vi denuncio. Ah, signor, ma allora vi preoccupate per lui? Mica per lui, per l'assegno. Ci ho ripensato, goditelo. Affogatevi nel lago Turia, tu e quell'altro. Ma che mi devo affogare? Ma che devo godere? Questi 2 pidocchi che mi dà una volta al mese? Sono 750 euro e un reddito di cittadinanza. Sai quanto ci metti a E spendere? io so quando sono messo a guadagnarli. È meglio che me ne vada, mi bravo, dato un va. solo mese. Ma mi lei hai è una dato. curiosità, ma perché mi hai sposato? No, tu ti dovresti chiedere perché ti ho lasciato. Una sola parola, noia. E non ho detto
tutta gioia, ma noia, noia, noia. Alifana, ma dimmi la verità, dopo 1 anno e 2 mesi si può essere ancora così aspri, Bravo. spigolosi? È tosto, È scusate tosto, se ma ve lo io sono dico. stato un fesso perché il segnale lo avevo avuto subito. Sì. Il primo segnale, quando stavamo insieme all'inizio, le feci la dichiarazione, me la volevo sposare, no? Che la portai sulla scogliera a Baccoli. Ci mettemmo sugli scogli seduti, io chiusi gli occhi perché sono timido e parlavo. Le parlavo e l'accarezzavo. Lei zitta, io le parlavo e l'accarezzavo. D'amore, le parlavo e l'accarezzavo. A un certo punto mi sentii urtare sulla spalla, mi girai, chi c'era dietro di me? Chi ci stava? Lei, con gelatina in mano. E a chi stavate accarezzando? O scoglio! Là dovevo capire. E non ve ne siete accorti che era... Questo ti sto dicendo, era più liscio lo scoglio, lì dovevo capire che c'era qualcosa che non andava, ma dopo 1 anno e 2 mesi sta ancora così. Ma poi già sta con un altro uomo e viene qua No, da beh, voi. sì, no, questa cosa è buona, no, ti prego, non fare questi pettegolezzi stupidi, sta con un altro uomo, ma non mi interessa. Non me ne botto. Ma come ne botte? Quello siamo lasciati, cosa fate capo? Può stare con chi vuole, io non voglio nemmeno sapere con chi sta, non voglio nemmeno sapere come si chiama. vabbè. Questo Giacomo Iliante ha 48 anni, abita a via Carduccio 42, un appartamento al terzo piano, 160 metri quadri, ce l'ha lasciato in eredità, la mamma si chiamava Giuseppina, faceva la sarta, si era sposato con il comandante di Vigile Urbano Getto Pasquale Corannante, che faceva imbrogli che multi che i canasci. Poi era una boutique che si chiama Giacca e Giacca, ma non perché vende sulle giacche. Si chiama Giacca e Giacca perché ce l'ha lasciato in eredità un nonno che si chiamava Giacomo come lui, Giacomo nonno, Giacomo lui, Giacca e Giacca. Ma mette la linea per i bambini Giacca e Giacchi, la linea che sta larga Giacca e Giaccu. Io non so nemmeno come è fatto di faccia questo Giacomo Emiliano, lo conosco solo di spalle perché il più delle volte l'ho seguito di nascosto. Non so niente, pu. Che non mi interessa. No, ma si Non mi vede. interessa. No, ma si vede, a me non importa proprio, si Zero, capisce zero, proprio. zero, no, sono si superiore. vede. Si vede. Ma quello purtroppo... Sai chi ci vorrebbe? Eh? Sai chi ci vorrebbe adesso? Socrate. Sì, mia Che sorella parla- ci vuole. Socrate, sorella ci Socrate. Chi è tua sorella? Voi avete detto mo ci volesse sordo. No, Socrate. Ah, quella è, quello che giocava con la Fiorentina. Ah, Bondaretti, il filosofo, Socrate, conosci te stesso. Giovanni Sabella. E l'appello mi ha fatto. Vabbè, ma quello purtroppo non vi pigliate collera, sono le donne, sono tutte così. No, non generalizzare. Io e mia moglie siamo incompatibili, l'uno per l'altro, tutto qua. E che devo dire con mia moglie ancora peggio? Ma perché sei sposato? Sì, sì. Ma certi femmine tenono uno stomaco che esagera veramente. No, io dico, vabbè, comunque lasciamo stare. Vi ricordate la partita Napoli-Liverpool? 4-1. Lo partitone, come si può fare? Quella stava per cominciare la partita, che la mia moglie si fa venire in attacco appendicite peritonite. No. Dice accompagnami all'ospedale, ma come che sta cominciando la partita? Accompagnami all'ospedale. Fingere un attacco, simulare un attacco Yeah. di peritonite per spaventare il marito, per impedirgli di vedere la partita è una cosa triste, squallida. No, però no, fingere no, Ha fatto apposta, hai detto, no? No, l'ha fatta apposta a farsene venire prima della partita, ma ce l'aveva la Cioè peritonite. uno si doveva venire a peritonite apposta. Ma non mi fa vedere la partita. Ma tu sei scemo, qui si muore con la peritonite, l'hai portata all'ospedale. Subito, Bravo. subito, appena è finita la partita l'ho Dai, portato. Gianluca, va a te, andiamo, va a te, mascalzone. Questo è il marito. Questo è il marito che parla della moglie. Mamma mia, ma si sanerà mai questa frattura eterna tra uomini e donne? È una cosa allucinante. Dura dalla notte dei tempi. Gli dei e le dee dell'Olimpo nell'antica Grecia litigavano così, mariti e mogli, Giunone e Giove, litigavano sempre, sempre. Eppure adesso c'è tutta una serie di declinazioni, inclinazioni, gusti, colori che hanno arricchito il panorama biologico e culturale. Tuttavia, continua a persistere questa rottura, frattura tra maschi e femmine, uomini e donne. Ma perché? Perché siamo diversi. Non riusciamo ad accettarci perché siamo diversi. Dovremmo amarci di più proprio perché diversi, invece no. Vogliamo possederci pur di non accettarci. Soprattutto i maschi ai danni delle donne, quelle che abbiamo combinato nei secoli, dei secoli e che combiniamo ancora. Chiedo perdono a nome dei maschi a tutte le donne che hanno dovuto subire, che hanno subito, che non si fa, per amor del cielo. Ma stasera si parla di cliché anche al maschile e al femminile. Vi parlo della coppia classica napoletana, no? Mio padre, mia madre, mio suocero, mia suocera. Oh, non c'è sta niente da fare, non vanno d'accordo, non si pigliano. Ma perché? Perché siamo così diversi? Forse è un fatto strutturale, una cosa etica, morale. La donna a un certo punto col passare degli anni diventa adulta, matura. Il maschio col passare degli anni al massimo diventa vecchio. Proprio alla maturità noi non riusciamo a crescere. Rimaniamo eterni bambini, te ne accorgi subito, se tu prendi 2 bambini, un maschietto e una femminuccia, 7 anni lui, 7 anni lei, la femminuccia pare la mamma o maschietto.
O strillo, no, non si fa, non ci fai, un bambino ha già scassato tutto, scassato tutto. Dice, ma quello c'ha 7 anni, ma perché a 15 non è la stessa cosa? A 30, a 40, a 60 anni giocavamo ancora con la spiaggia a calcetto, poi ci spazzavamo per su con me, ma ci spazzato per, ma ho giocato alla grande, con la spiaggia, ho giocato con i pantofoli a fare palla, questo è giocato. Siamo così, noi maschi siamo sempre stronzi, è così, non cresciamo mai, non cresciamo mai, è la verità. Siamo diversi, siamo diversi. Siamo diversi nel modo di amarci. Noi maschi amiamo forse alla maniera dei cani. Io amo i cani, ce ne ho avuti tanti. Chi c'ha i cani lo sa, il cane ha un amore proprio parassitario. Il cane ti ama per essere amato, il cane ti supplica di amarlo. È difficile non amare un cane, perché ti guarda con quegli occhi proprio che tu li vuole bene per fuori. Oh, Madonna, io ti voglio bene, perché io ti voglio bene i pazzi. Ma tu mi vuoi bene. Cioè, ma pure il cane di un altro, il cane che non è tuo. Cioè tu stai in mezzo alla strada, passano un cane insieme al padrone, che le sta per fare, sei tutto contento con il padrone, tu guarda, si gira verso di te, mi va bene pure tu. Il cane non gli basta mai l'affetto. Io avevo un cane meraviglioso, l'ultimo cane che ho avuto, aveva una testa così, 2 occhioni bellissimi. Pesava 60 kg, ma 60 kg di muscoli, avrebbe potuto fare un solo boccone di me. Invece dipendeva totalmente da me, dal mio amore, dal mio affetto. Mi guardava tutto il giorno, con gli occhioni all'ingiù, guardava. Io mi giravo, io mi muovevo e lui si muoveva appresso a me. Allora, Vincenzo, voglio stare con te, voglio venire con te. Vincenzo, tu mi vuoi bene, ti voglio bene. Va. Mi seguiva pure al bagno. Io andavo nel bagno a fare pipì, portami pure a me, voglio fare pipì, no, non me lasciare qua fuori, ti voglio bene. Stai in 2 salotto, no, tu sei cattivo, tu mi abbandoni, perché c'hanno sempre il senso dell'abbandono. Uscivo dopo 2 minuti dal bagno, mi faceva le feste come se non mi vedesse da un mese. Si buttava pancia all'aria, a carezze. Non gli basta mai. Il cane è insaziabile. Il gatto è tutto il contrario. Molti non amano i gatti, perché li ritengono creature fredde, distaccate, ma quando mai? Il gatto ha una sua filosofia, il gatto ti lascia la libertà di amarlo. Sei tu che devi scegliere di amarlo. Il gatto fa questo ragionamento. Tu mi ami? È un problema tuo. Io non t'ho chiesto niente. Ma sai quanti gatti randaggi ho raccolto? Li ho raccolti per strada, li portavo a casa. Prima di entrare annusavano dappertutto come a dire: ma come portate? Ma che resta a casa? Non mi piace. Dopo 5 minuti erano i padroni di casa, si stendevano sul divano, io passavo, aprivano un occhio e chi è? Sono come padrone di casa, come chi è? Il gatto è indipendente, il gatto è libero, ti lascia la libertà di amarlo, il cane no, è insaziabile, pure a livello di cibo. Non si sazia mai. Io quando andavo al bar la mattina a fare colazione, prima facevo mangiare a lui, ma abbondante. Scendevamo al bar come se non mangiasse da un mese. Io pigliavo il cornetto e dicevo: ma no, Moreno, morso pure a me, che poi c'è sempre il cliente a fianco che non si fa i fatti suoi. Da quanto tempo non mangia? La magnata! Il gatto invece no, il gatto è tutto il contrario. Tu davanti al tuo gatto puoi pure morire, ti fa così con la zampetta. Bello, prima morire di scurdere i croccantini. Ma perciò sei libero di amarlo il gatto. Ecco, forse dovremmo trovare per amarci una via di mezzo tra il modo di amare dei cani e quello dei gatti, come il porcospino e la porcospina di Schopenhauer, che si amano, ma se si avvicinano troppo si pungono, se si allontanano hanno freddo, devono trovare la giusta distanza. Il problema è che come facciamo noi a trovare la giusta distanza se non appena lui o lei si allontanano da noi ci sentiamo immediatamente abbandonati? Questo è un sentimento molto maschile, pure quando arrivano i figli. E nostra moglie guarda i figli e è presa dall'affetto, ci sentiamo abbandonati, ci sentiamo soli, ci sentiamo perduti, confusi. Pur quando litighiamo e decidiamo di non rivolgerci la parola. La donna è forte. Noi non ce la facciamo, ma la femmina invece resiste. Non ci parla. Per 3, 4, 5, 6, 7 giorni non ci parla. Mette la faccia a peste 24 ore su 24 e non ci parla. Sono incazzata, tu uscì da mani, tutti si scordate. Ma che succede? Perché non ti ricorda? Non ti ricorda? Lei sta proprio incazzata ancora. Non ti parla. Ma è forte, la donna è forte, quando sta zitta è forte. Parla con tutti e con te no, parla e sorride a tutti, parla con questo, arriva a te, insomma, parla con questo. Ma per 7-8 giorni, noi maschi no, che 7-8 giorni, noi maschi dopo 2 o 3 ore. Noi dobbiamo parlare. Noi dobbiamo parlare perché abbiamo bisogno di parlare. Perché abbiamo bisogno di sapere. Oh pane, dove sta? Che non troviamo il pane.
Lei si fa sentire in colpa, qua non ti ricordi nemmeno dove teniamo il pane a casa, perché ti fanno sentire sempre in colpa, non ti ricordi. Non è vero, l'ha nascosta, appena abbiamo litigato l'ha nascosta la roba. Non è che l'ha nascosta, l'ha spostata, perché noi poi siamo abitudinari. Noi maschi, il pane stava là fino a ieri, lo guardiamo sempre là, dove sta? A un certo punto da sì, quella sta là, l'ha spostata, ma noi non ci riusciamo. Abbiamo bisogno delle donne, loro lo sanno. Il silenzio delle donne ci ferisce, è un silenzio potente, quello dei maschi è un silenzio gracile, debole. Noi maschi quando stiamo zitti è perché non abbiamo niente da dire. Non è che ci alziamo, no. Lei ce lo chiede, perché non parli? Non tiene niente da ricevere. Ah, senso di colpa, non tiene niente da ricevere. Oddio, ma ci scrutate qualcosa, e buttiamo lì un auguri. Auguri è che? Non è auguri, non è vero, si buttiamo. Il silenzio delle donne è potente. Capite? Perché siamo zitti, perché stiamo bello quieti, stiamo zitti, non parlare. Il problema, fammi la domanda perché vuoi parlare, io invece non voglio parlare, voglio stare. No, lei non insospettisce, se stai zitto, ti fa la seconda domanda. Allora se stai zitto, a che stai pensando? E quando ci chiede a che stai pensando, ci butta letteralmente nel panico, perché in quell'istante preciso in cui ce lo chiede ci rendimmo conto perfettamente. Oh, voglio che non stiamo pensando a niente, ma proprio niente, teniamo che l'una neurone, niente. Ma com'è possibile? Che è complicato, com'è possibile? Sicuro che sta ferma e a pensare? No. Lei non ci può pensare, com'è possibile a non pensare a niente? Oh, che da gente? L'uomo ce la fa, io ce la fa, io non vedo l'ora di non pensare. La donna no, ha una mente più articolata della nostra, pensa più cose insieme, fa più cose insieme. Noi maschi o pensiamo o facciamo. Troppo spesso prima facciamo e poi pensiamo, chi è il suo problema? La donna fa più cose insieme. Io non riesco a fare due cose insieme. Mia moglie l'altro giorno stava in bagno e si stava lavando i denti. È arrivata una telefonata sul cellulare, ha risposto, ha continuato a lavarsi i denti, parlava al telefono e si lavava i denti. Da quell'altro lato l'amica capiva perché era femmina. A un certo punto, non contenta, mia moglie ha alzato la tavoletta, si è abbassata e si è messa a fare pipì. Faceva pipì, ci mettono un quarto d'ora per fare pipì, che le faceva pipì. Si lavava i denti e parlava al telefono. Pensa se fosse successo a me che lo spazzolino aveva a fornire. Non ci posso neanche pensare. Le donne. Quindi quando la donna non parla e sta zitta, ci a mettere paura, perché che le sta pensando, a differenza nostra, pensa. Il problema è che non pensa ai fatti suoi, che le pensa a tutti i fatti tuoi. Sta decidendo tutta la tua vita, come ti devi vestire, a che ora ti devi svegliare, quando devi guadagnare, a che ora devi rientrare, sta decidendo pure quando devi morire, come devi morire e soprattutto là le brillano gli occhi, per mano di chi devi morire. Il silenzio delle donne è potente, quello dei maschi è gracile, siamo diversi, non riusciamo a stare. Ma vi racconto un aneddoto a proposito della dipendenza del maschio. I genitori di un mio amico anni fa, due persone abbastanza avanti negli anni, era il giorno di Pasqua. Il marito stava a casa, aspettava la moglie a ora di pranzo. E la moglie è rimasta chiusa nell'ascensore del palazzo. Per fortuna il cellulare prendeva, ha chiamato il marito terrorizzata. Giovanni, sono rimasti chiusi nell'ascensore. Az, e i mo come magna? Che è stata la risposta? Per dire un fatto vero. Dipendiamo dalle donne, siamo fatti così. Siamo diversi nel modo, per esempio, di sopportare, di subire le temperature, quando fa troppo caldo. La donna pare che c'ha caldo solo lei. Quando fa un mese di caldo di seguito, giorni e giorni di calore, la donna tutti i giorni, te lo dice tutti i giorni, Maronna che calore. E il giorno dopo, Maronna fa ancora più caldo. Dopo 10 ore, ancora più, ma come se fosse colpa tua, perché guarda, se tu dici Maronna che calore, state zitto! Che vuoi capire tu? Che puoi capire? Fa carte, che già capito. Sì. Allora, noi dopo 10 giorni, noi dopo 4-5 giorni che ci lamentiamo per il caldo, ci rassegniamo, perché più ci lamentiamo, più sudiamo. Allora ce ne andiamo in un'altra stanza, ci mettiamo vicino a una finestra per pigliare un refolo d'aria. Lei continua a lamentarsi, che calore, si lamenta con tutto quanto, con l'amica, con la mamma, tutto qua. A un certo punto cerca il marito, perché si vuole lamentare con marito, ma non lo trova, dov'è?
Dove lo vede, vicino alla finestra che ha trovato pace, quel povero uomo non ce la fa lei. Deve andarglielo a dire, e che calore, e che calore. Lui zitto, e che calore, che a un certo punto lei non ce la fa più. Uè! Ma tu non senti caldo! Oh povero uomo, come? E non fai niente! Ma che perché lei non è che non sopporta il caldo, lei non sopporta il marito che sopporta il caldo. Quella è una cosa assurda. Ma anche il freddo è così. Anche il freddo. Anche il freddo. Nel modo di sopportare il freddo siamo diversi. Ovviamente sto generalizzando, sto scherzando, poi donne che fanno questo, uomini che fanno sto scherzando, non è sempre così. Però pure il freddo, per esempio, a me mi è sempre capitato che lei c'ha sempre più freddo di me. Ma a gennaio, quando faceva freddo fuori, in casa c'era il termosifone, giusto? Io vado a letto la sera, mettendomi, stanno fa caldo in casa, il boxer e la maglietta a maniche corte, lei no. Lei entra in bagno magra, esce un lottatore di sumo. Cioè, coperta completamente, si mette pigiama di pile, tuta di flanella, i pavosci che ricchi e conigli, il cappello di lana. Tutte i borsi dell'acqua calda come una cartucciera o un cacciatore. Entra nel letto, sotto le coperte, siccome è diventata enorme, si tira tutta la coperta. Tu ti vedi sfilare la coperta di dosso, cerchi di pigliarti in un lembo e non dirà a me. Quando finalmente hai trovato un certo equilibrio, quando stai per pigliare sonno, dopo un quarto d'ora hai trovato calore, trovato sonno, lei, non so perché se capita qui a voi, a me mi è sempre capitato, ti deve far sentire la temperatura del piede. Perché non è una temperatura normale, voglio. Quindi una temperatura agghiacciante, ma ancora più meraviglioso è il fatto che quella è completamente coperta. Cioè c'è il calzettone di lana sotto la coperta, solleva. Pare che ha pigliato su sta così in posizione fetale e ti dice sottovoce in modo che tu sai proprio che la settimana, ma con topolino in mano così, che lo si ricorda che tu tieni un pantaloncino, sei a coscia scoperta, sente come freddo, che io quando mi fa sentire il piede, giuro che dopo che ho sentito il piede mi gira a guardare, giuro che si è vivo, perché dico, ma è possibile che è una temperatura di calore umano, non è possibile. Siamo diversi nelle certezze, nei dubbi. La donna ha più certezze di noi, a parte su se stessa, che è molto autocritica. Dal punto di vista estetico la donna si butta sempre giù. A mattina ogni volta non come mamma. Io già l'avevo specchio, perché ne possiamo, appena si guarda in specchio, ogni mattina, oh, mamma mia, oh, guarda là come mamma, adesso sei sceso, e si è appeso tutto, guarda sti pili, tengo l'albero, ma da domani, guarda che panza, da domani, in questa casa non entra più il pane, mai più pasta, un pollo, feta, la carne, fa male, i pesci sporcano, ma che c'è a mangiare? Da domani acqua, tisane, se ti dici schifo e tisane, la tisana. Invece il maschio è tutto contrario, è molto più vanitoso della donna. Il maschio che è pieno di dubbi su se stesso no. Quando si guarda allo specchio è come se vedesse un miracolo. Si guarda allo specchio, sì, che spettacolo che sono stamattina. Stamattina proprio sono seriale, guarda spettacolo. Spettacolo indecente sei, guarda spettacolo. Guarda che ha dominato, tu hai una panza esagerata, guarda ha dominato. Invece per il resto delle cose siamo pieni di dubbi. Io per esempio ho dubbi su tutto. Pure quando prendi il latte dal frigorifero, chiede sempre a mia moglie, per riflesso condizionante, ma è scaduto? No, gira la bottiglia e purpetta esce una E. Ma perché mi devi dire no? Pure quando andavamo in macchina che non c'erano i navigatori, io guidavo, lei mi diceva dove dovevo andare, ma con una sicurezza, vai di qua, vai di là, io dicevo, ma sei sicuro? Mannaggia la miseria, vai, sali su, qua, là, oh. Strada chiusa, a Rumi portata. Dove mi hai detto tu? E tu stai a sentire a me che sto guidando io, mannaggia la vita. Questo modo di essere, forse questa determinazione,
Forse consente alle donne di fare qualcosa di miracolo, partorire, ma partorire ci vuole un coraggio esagerato. Ma meno male che ci stanno le femmine che ci mettono al mondo, perché se dipendesse dai maschi, dai, diciamoci la verità, io non li farei figli, no, io mi cagassi su, ma come ti immagini? Ma come si fa? Ti immagini il maschio incinta? A che stai? La seconda settimana, 9 mesi così. Ma per carità, partorire, ma partorire è geometricamente allucinante. Un bambino, una bambina, mediamente su 3,5 kg quando nascono. A porta per... è tantelle, voglio dire. Vuoi che lo faccia io? Fammi la porta tante e ho creature tante. Scusa, perché deve uscire dopo 9 mesi? Esce prima. Ti pare normale? Perché deve uscire dopo 9 mesi? Esce dopo un paio di mesi. Tantilla e poi si abboffa fuori, no che sei... No, si abboffa in la panza e poi vuoi dire che intanto fai l'ecografia. Ci vedremo come già passato. Ma perché? Stai da 9 mesi, mo la rimani. Mi fa ridere il ginecologo, spingi, ma che già spinge? Per me può rimanere in la panza tutta la vita. O faccio fare scuola elementare, scuola media, l'università. Ci metto pure a 3 canali in la panza. Anzi, gli taglio il cordone ombelicale, lo collega a internet e lo faccio navigare. Ma diciamo la verità. Che vuoi? Niente. Che vuoi? Vi volevo salutare che me ne vado. Una bella notizia, non tornare più, non andare più all'ospedale. Mi No, raccomando. no, io non ci vado in ospedale. Ma ti ci manderanno se non si attende. Non sì. scherzato, comunque ricordatevi che oggi vi viene a trovare la famiglia del donatore, questo è importante. Ma il donatore non dovrebbe essere anonimo. Va buono. Vabbè. Ma si sa com'è morto? Come no? Ha avuto un colpo che stava a teatro. Ma un artista. No, quando ma è una persona seria. Immagino, cioè che è un artista. È stata, comunque era andato a vedere, ecco. Uno spettatore. Bravo, questo qua era andato a vedere il barbiere si ripiglia. Che? Barbiere si ripiglia è il titolo dello spettacolo, diciamo che mettono la musica, il San Carlo. Barbiere di Siviglia. No, che lo sapone, dite voi. Marsiglio, il sapone. Vabbè, comunque era andato a vedere il barbiere si ripiglia. Perché a lui lo chiamavano proprio così. Barbiere si ripiglia. No, solo il barbiere lo chiamavano. Perché? Perché faceva barba e capelli. Ui, che fantasia. Tengo un amico che chiamano fotografo. Perché? Fa fotografie, ma che fu il barbiere? Ah, no, capite. Questo non è che era barbiere, faceva il barbiere. No, sei tu che sei un mascalzone, che fai quello che non sei. Non, signore, vi dico, questo faceva barba e capelli alle sue vittime. Cioè? Praticamente, quelle che vi ha donato il cuore, ammazzava le persone. Dopo... Poi? Te lo dico, un killer. Brava, killer. No, killer. Dopo Non ho che- detto killer, ho detto killer. No, mo è morto, quindi chi l'era? Kill che è morto, era un killer. Era kill. No, kill che... Chi è morto? Kill... È isso. Non voglio credere, signore. Non voglio credere. No, ma perché? La cosa che innervosisce. La La cosa che innervosisce, noi ieri l'abbiamo fatta. Non è successo niente. Yeah. Ho detto io, ieri aveva successo. Blom. No, vabbè, come? Comunque, quello che vi ha Quello donato che- il cuore. era un sicario. No, non fumava. Aveva dananza all'occhio, forza, aveva dananza all'occhio. Io non lo sapevo che se... Scusa. Dunque, voi siete la famiglia del donatore, giusto? State cercando il professore? Sì. Ma perché state cercando proprio il professore? Perché ci serve un fesso. Ah, e allora tutto a posto. Dunque voi siete... Niente nomi. Giusto, per carità, niente nomi. Io sono Gigino Carannante. No. Come no? Il fratello di Antonio Carannante detto barbiere. Scusate, avete detto niente nomi o mi sbaglio? Sì. Ma poi l'avete detto però. E tu perché me l'hai chiesto? Vabbè, voi non lo dovevate dire. No, tu non me lo dovevi chiedere. Scusate, ma siete sicuri che vi serve un fesso? No, perché a volte a cercare in famiglia si trovano, Io sono venuto insieme a mia mamma. Per forza. Sta giù. Già. Sta giù. Eric, già.
Si dice giù, no già. No, no, una cosa è giù e una cosa è già. E chi dai sta cosa? Tipo? Come ti... Ancora stai qua? È lui? È lui fisso? Sì, sì, è lui, è lui. Chi è fisso? I sono venuti insieme a mia mamma. E dove sta? Già. Già dove? Già a palazzo. Allora ancora? Si è avviata? No. Sta ancora al palazzo? Cioè tu stai già qua? Chi è che sta qua già e ancora là? Io penso che mi sono perso. Dove dovevi andare? Allora, io e mia mamma siamo usciti insieme, ok? Poi lei ha detto vai tu sopra dal professor Camaldoli e io aspetto già. Sono io il professor Cavallo. Ah, piacere, Gigino Carannante. No, avete detto niente nome? Fai silenzio, l'ha detto prima lui. Voi siete professori, giusto? Professore, posso fare una domanda? Sì. Come si dice quando uno invece di stare sopra sta sotto? Ma in latino o greco? Oh, in napoletano come si dice quando uno non sta sopra e tu non succedi? Ma perché chi le fosse pure in grado di suggerire? Mi sta grippando a me, professore. Come si dice quando uno non sta sopra ma sta sotto? Ma a che livello? A livello sociale? No, Che significa? Non sta sopra, non sta sotto, che cosa? no, dico no a livello sociale, no, a livello di marciapiede proprio. Ah, terra a terra. Sì, in terra, come si dice quando? Vagabondo, non so. No, quale vagabondo? No, signore, io e mia mamma siamo venuti insieme. No, poi lei sta, diciamo... A terra? No, a terra, no, non signore. E tu fai così. Perché non è salita, quindi... È rimasta giù. Oh, mica si dice giù! E quella dice già. No, io ho detto già giù. Io ho detto giù già. Voi avete fatto la stessa scuola, giusto? Allora, facciamo una cosa. Facciamo una cosa, io ora vado da mia mamma che non mi ricordo dove sta, ok? I sensi te non posso stare perché tu mi appartieni, perché mi piace tu. Tutti insieme, i sensi te non posso stare perché mi appartieni. Ma chi è questo imbecille? Questo è il fratello gemello di quello che vi ha donato il cuore. Chi? Il fratello gemello di Cioè quello io che... c'ho il cuore del gemello di questo idiota. Esatto. Ma me lo cambiate, ne voglio un altro. Cagnoli, Sì, ora- no. Papà, è arrivata la badante. Quale badante? La tua. E che c'ho la badante? Io non c'ero. No, l'ho chiamata io per te. E perché hai chiamata badante? Papà, ma ti sei dimenticato che hai avuto un trapianto di cuore? Ma io, tu non ti ricordavo nemmeno che ero stato all'ospedale l'altra volta. No, papà, dai, ti sei fatto anziano. Anziano a chi? Non ho fatto ancora 60 anni, ne ho compiuti 59, 13 mesi fa. Non sapevo fare i conti, state zitto. Vabbè, comunque, mo l'infermiere se ne va. E a te chi ti porta a fare la pipì? Ma chi l'ha da buttare? E la cacca? Ma quale cacca? Papà, il pannolone chi te lo mette? Ma chi dai? Io non te lo Ma posso come ti mettere, per permetti? favore, non fare i capricci. Poi accompagnava a fare la pipì. Venga, Poi ci venga. accompagnare. E poi accompagnava a fare. Venga, Sì, Si può? Eccolo. Buongiorno, eh? Papà, vieni qua. Vieni. Papà, ti prego, non facciamo brutte figure, la stai facendo spaventare. E a lei? Ma dove l'hai trovata? Su internet. Su internet, questo è Amazon. No, questo è Apanzon. No, papà, vedi, la signora è indiana. Ah, è indiana? No? Dice di no, non è indiana. Non è indiana. Indiana, indiana. Ah, dice no con la testa. Indiana capadondola. Gli indiani Capadondola, cos'è un'etnia religiosa? Io conosco i Sikh. No, chi saranno i chiatti? Io chiamo Gessamina. Sì, lei. Si chiama Gelsomina? Sì. Gelsomina. E come mai, chi le ha dato questo nome? Famiglia. Ah, come mai l'avranno chiamata così poi? È pasfutto. Ah, cioè, no, di che intendo dire? Cosa hanno visto in lei della pianta del gelsomino? Ah, il vaso. Va.
La figlia è chiamata me per te, Me l'ha detto, signora, ma Brava purtroppo figlia, c'è stato un simpatica. equivoco, io non ho bisogno. Non tu bisogna, No, tu signora, io cacca non- sotto, piscia sotto. No, no. Tu non vedi, non senti, chi mette pannolone? Ma quale pannolo? Ma so scucciare questo pannolo? Oddio, sto suggestionando, me lo sento veramente, signora. Sto benissimo. Ma come benissimo? Sto benissimo. Ma io venuto qua per lavorare? Allora che Ma facciamo? io non c'ho bisogno, E se allora- ne deve tornare da dove è venuta. No, no, io non torno, E che eh. posso fare? Signora, io non c'ho lavoro. E allora paga spese. Quali spese? Paga viaggio. Da dove? Bombay. Beh, quante costa la circonvenzione a Bombay? Che coi 5 euro e vai pure tu, vai. Bombay con B, non con P. Da Bombay? Ma quando è partito? 7 anni fa. E mo' è arrivato, sì, ma per favore. Fammi signora. sedere. No, signora, non c'ho lavoro, abbiamo Fammi pazienza. lavorare, io ho bisogno. Ma io non ho Io bisogno. ho 4 chiodi su Si è spalle. fatta male. No, io ho famiglia su spalle. Quattro figli? No figli, io non sposata, io ho ancora trovato amore. Ah, lei non ha ancora trovato l'amore. E come mai? E quello l'amore l'avrà visto e se n'è scappato. Poi, Io ho famiglia, ho papà, mamma, nonno, nonna. papà, mamma? Nonno, nonna. Pigmei. No, nonna Vicchiarella, arrugnato un poco. Dai, fammi lavorare. Io non ho lavoro per E lei. non ha Posso bisogno? può fare un mese così, come domestica. Va bene? Lei sa fare i lavori da domestica? Sì, sì, sì. Rassetta? Sì, ma sì. Che sassetta? Rassetta? Rassetta? Sa fare i servizi? Che ne Ah, so, sì, i servizi, sì, faccio. Facciamo 3 volte a settimana, 4 ore al giorno? Sì, 4 ore a giorno? No, Sì. 3 ore. 3 ore? 4 ore, 3 volte a Sì, però settimana. io sto qua tutto il giorno, eh? No. Tutti i giorni io qua, sì, io ho detto figlia, vitto e alloggio carica tua, eh? No, ho capito. Io qua a dormire e mangiare. Ma che acabava, faccio mangiare? Ma pure il frigorifero, stiamo scherzando? Ma dove dorme? Nel letto con te. Ma tu ci scegli? Ma non scherzate proprio, voi siete un fresco trapiantato di cuore, vi svegliate durante la notte acchiappate a chiesti Ma fare. non mettere proprio queste cose in mezzo, signora, ma non è possibile. Non c'ho la stanza per lei. No, c'è lo sgabuzzino. Va bene, sgabuzzino. Ma non può dormire, c'è la caldaia, nello scapuccino, non c'è nemmeno il letto. Ci sta una branda. Va bene, Branda. Pure a Branda le piace. Dovete chiedere alla Branda se le piace a dormire con questo. Signora, le posso offrire 600 euro più i contributi? Va bene. Un mese e se ne va. Un mese e 600 euro, va bene. Andiamo a preparare un la momento, branda, quando vuole- momento, comincio adesso, però io ho detto figlia che lavoro solo giorno. Va bene. Niente notte, niente divertimento, eh? No, non ho capito, signora. Io conosco italiani che bussa porta a camera notte per entrare per divertimento. Io non apra. Cioè ci sono italiani che di notte bussano alla sua porta per entrare. Ma lo sanno che c'è lei dentro, signora? Certo che sanno. E vogliono entrare lo stesso. Ma forse lei dorme al buio. Quelli cercano la caldaia, capite? E poi si trovano un boiler lì. No, io dormo con luce accesa perché di notte io ho paura. Lei pensa a chi le poverello quando signora. Qui la caldaia in questa casa ogni tanto si spegne, di notte mi devo alzare per accenderla. Mi raccomando, non mi faccia entrare. No, no. Voglio morire fritto, mi raccomando, signora. Allora io dormo tranquilla. Pure io. Vado a preparare la branda Sì, con sì, mia sì. figlia e lei mi aspetti qui. Giovanni, tu stati bene? Io poi dopo spogliare? No, no, nello scapuccino. Sì. Prima passiamo le tapparelle che abbiamo le scuole elementari di fronte. Ci sono dei bambini, se dovessero vederla spogliata. Si bloccano lo sviluppo. State buoni, Grazie, grazie. Arrivederci. Mamma mia, che parecchioso che è. Da cammina, 600 euro tu mese, ma che capite un robo faccio capire, vai. Oh! C'è se viene a parla poco napolitana. No, tu parli proprio napoletano. Shhh, zitta, vieni a qua. Non mi fai scoprire. Ma che è? Io mi chiamo Gennaro, sono di Pizzulo. Gennaro? Eh. Cioè, tu non sei neanche femmina. Ma perché ti pare femmina? No. Scusa, Gennaro, perché hai fatto una femmina indiana? Non era meglio che facevi un maschio, è più facile. Un mascaggi fatto già, solo che mi hanno scoperto e mi hanno arrestato pure. Guarda, è qua che vorresti fare, ma... Ah, badando domesticato. Gennaro, stiamo a sentire, è complicato. Oh, vai. Ma quello è un fresco trapiantato di cuore, si deve fare le siringhe, si deve mettere lei sul posto. Sul posto ce la metto te. Signora, abbiamo un problema. Gennaro, qua. Chi è Gennaro? No, Gennaro Trasa. Gennaro entra? Gessamina Gennaro Trasa. Hai un cognome, Gennaro? Sì. Che stavate dicendo? No, che non vi vuole mettere là sul posto. Ah, signore, mi faccio mettere al posto la signora. Ma tu fate che la signora è una capadondola. Se pure volessi mettere al posto, come me la mette? Signora, Vado abbia là, pazienza. grazie. No, un attimo, abbiamo un problema. La branda non si vuole aprire. È legittima difesa. Devo scendere, mentre io controllo se quello giù se n'è andato. Tu dai una mano a mia figlia ad aprire la branda. Vai. Grazie, vieni, Io ti sei salvato, zitto. Oh, mannaggia, che c'è? Ma che hai fatto? Mi sa la mano anch'io,
io devo mettere il chiodo, capito? No, che tu non hai capito in faccia. E non posso sbilanciare con coppa per la fatica. Mannaggia cani cancelli, ma te bozzi in mano. Ti trovi capato in bocca, ti schiatti il stadino, ti schiatti il colpo. Ma non mi non aspetta, capito? No, scià! Io non ho capito neanche una parola che ha inveito nella sua lingua, ma ce l'aveva con te. E ma buffate male E parole. come ma? Le hai messo le mani? Ma tu sei un pazzo. No. Tu non ti devi permettere a casa mia di mettere le mani addosso a una donna. Ma quale donna? Ah, signore. Ma no, non è femmina. Sei un questa. razzista, come non è femmina. Non è femmina, fa femmina. E basta con questa distinzione. A me basta. Devi essere educato con le donne. Mio nonno, che è vissuto in un'era patriarcale, era più educato di te. Mio nonno, mia nonna, l'ha portata in palmo di mano per tutta la vita. Veramente? E come faceva? Era King Kong o no? Aveva la mano data. Come faceva? Portare in palmo di mano significa avere in gran considerazione. Ah, in quel senso. La rispettava, si sono amati, mamma mi facevano l'anniversario di matrimonio tutti gli anni, facevano la torta Bravo. e poi suggellavano il loro amore con un bacio. Che meraviglia. Mi ricordo nonno che, Carme, ci dobbiamo baciare, mettiti i denti. La nonna andava a mettere... No, non ho capito, scusate. Che la nonna era sdentata e non c'aveva la dentiera, tenevi i Ecco. denti sfusi nel cassetto del comodino in camera da letto. I denti sfusi. Pigliava i denti, c'erano una quindicina, non tutti i suoi, i qualcuno gliel'aveva lasciato in eredità la mamma. Se metteva i riend, si davano il bacio e poi lei spegneva le candeline, pum pum, i riend, pum pum. Madonna, che schifo. Ma quando erano belli a tavola, Belle proprio. non belle. amavano le uova, si nutrivano Sì. quasi esclusivamente di uova. Si nutrivano di uova. In tutti i modi se le facevano, ma impazzivano per le uova sode. Ci piaceva? La nonna si metteva due dentini sopra, due dentini sotto e si mangiava. Madonna, che impressione. Li mangiava piccoli, ma invece il nonno no, perché le masticava troppo e si annuzzava in canna. Allora imparò a mangiarle tutte intere. Si zuccava. In un attimo era diventato bravissimo. Non si muoveva proprio. Arriva che stupido, scendeva, vedevi lui, se ne mangiava 10, una presa anale. Scendevano tutte. Pensi che erano talmente affezionati alle uova che quando morì il nonno aveva già 90 anni. Il nonno, 90 anni, chissà quante uova poi. a milioni di uova. Però la nonna gli fece mettere 250 uova nella bara, avvolto nelle uova. Come omaggio, l'uovo sodo dentro No, ne la- facette sodo, crude, sbagliammo, perché portandole si schiattano tutte le uova. Vabbè, come ve ne siete accorti? E perché era il 15 di agosto i funerali, lo portammo a spalla, la bara era di zinco, solo a picco, a un certo punto si sentiva friggere, a un certo punto un profumo, la gente a reto funerale, signore a che ora si mangia, noi teniamo a patita, usciva proprio da dentro alla bara tutto questo fumo, mettetemi a barandera, la nonna aprì la bara, fermi tu, uscì un'omeletta. Signori, un filosce esagerata. La nonna mettette sale, pepe, ci mettette, ma Perché voi siete mangiato o nonno? no, solo le uova intorno. Quello il piatto era nonna in cassa d'uova, capito o no? Era buonissimo, bellissimo. Mamma mia. Bello, bello, bello. Bella. Non ti piacciono le uova? Le uova non ti piacciono? Mi piacevano, ma non mi immagino più, mi dovete Che credere. Dai. Giovanni, ma tu i nonni ce li hai? Sì, ce li ho, ma sono ancora crudi a me. Tieniteli cari. Sono belli i nonni, Ovviamente i nonni veri, non questi da commedia. I nonni veri salveranno il mondo, perché adesso i bambini e le bambine se li possono godere più a lungo, perché si vive di più. Quando ero piccolo io si moriva troppo presto. Le nonne e i nonni hanno un modo di amare, altro che cani, altro che gatti, altro che porcospini, migliore di quello dei genitori. Perché amando tutti ci aspettiamo qualcosa da colui che amiamo. I nonni no. I nonni dai nipoti non si aspettano niente. Sono solo felici di vederli felici. È proprio amore, allo stato puro. Allora io penso che il mondo migliorerà grazie alle nonne e ai nonni. Quando ero piccolo io non ce li potevamo godere. Il padre di mio padre non l'ho conosciuto, è morto prima che nascessi. Ho conosciuto il padre di mia madre. È morto che avevo 6 anni, ma me lo ricordo ancora come fosse adesso. Era un muratore e mangiava come un muratore. Mio nonno Vincenzo mi fa venire in mente tutti i cliché della tavola napoletana, a cominciare dal ragù. La nonna lo faceva tutte le domeniche. Ci metteva 6-7 ore. Lo faceva color mogano scuro, untuoso, filamentoso, ci condiva gli ziti,
Fuori Napoli non conoscete, forse gli ziti sono quella pasta, quei rigatoni lunghi, lisci, che si spezzano in 4 parti. Il nonno se lo mangiava una montagna, con tutte i nasil. E la nonna si spaventava, diceva, Vincete, fa male tutta sta pasta. Dicevo, nonno, perché? Come perché? Sono 300 grammi. No, dicevo, nonno, sono zite, tengono buco, sono più leggere, diceva. E il nonno e la nonna mi fanno venire in mente il 24 di dicembre, che per noi napoletani è una data molto simbolica. Tutte le famiglie si riuniscono, quando ero piccolo eravamo pure 40 a tavola. Il nonno mangiava veramente alta, mamma mia, capitano fritta, la pizza e scarole, le spaghetti che mamma mia, il 24 dicembre era ricchissimo, è ricchissimo a Napoli, no? E tutti sanno che mettiamo i dolci della pasticceria napoletana, a parte quelli di Natale, la pasticceria napoletana è famosa nel mondo come quella francese, come quella siciliana, ma a Natale danno i miei struffole, quelle palline di pasta frolla avvolte nel miele, e mustacciuole ricoperti di cioccolato, e raffiole accassate, e roccocò profumati di mandorla, di cannella, che sono difficili da rompere, però quando li hai rotti piano piano, ti spugni in bocca piano piano, riesci a capire di che sa roccocò. Ci vuole mezz'ora, tu mangiare, ma tu mangi. Ma quello che non si può mangiare, secondo me, si chiama susamiello. Voi mi dovete spiegare che roba è. È un fossile, è un oggetto di scenografia. Io non conosco nessuno che mi sa dire di che sa il susamiello. Mi ricordo a mio nonno con il susamiello mocca che cercava lo spazzare. Piangeva, prima e morì, volesse sapere che sapevo susamiello. Sono convinto che i susamielli girano sulle tavole dei napoletani a Natale, sono sempre gli stessi. Cioè a Natale, finisce il Natale, mettiamo in armadio e l'anno dopo cacciamo il stesso susamiello. Io sono convinto che lo stesso susamiello che stava sulla tavola di mia zia quest'anno a Natale sia lo stesso che stava sulla tavola di mio nonno più di 60 anni fa. E sapete perché? C'era il dente di mia nonna attaccato vicino. Ma a Natale devo confessare un tradimento. A Natale tradisco Napoli perché sulla mia tavola natalizia troneggia un panettone anche di 4-5 kg e lo faccio arrivare a me direttamente da Milano. Noi a Milano ne avessimo proprio parlato, ma ecco qua, questi sono i censori della cultura napoletana, i veri ortodossi. Vi spiego chi sono questa signora e questi signori. Sono parte del reparto tecnico teatrale della compagnia di teatro. Perché sono qui? Perché quando ci fu la pandemia chiusero i teatri e durante quelle chiusure si facevano gli appelli affinché si riaprissero e negli appelli si diceva giustamente che dietro le artiste e dietro gli artisti ci sono anche i tecnici e io aggiungo le tecniche, intese non come strategie ma come donne che fanno questo mestiere. Quindi all'epoca dissi alle mie colleghe tecniche, ai miei colleghi tecnici, dissi ragazzi, se Dio ci fa riaprire i teatri voglio che il pubblico veda come sono fatti in carne ed ossa le tecniche e i tecnici. Eccoli qua. Ve li presento! Lei è Tamara, la Sarta, il mio angelo custode, Pierino, il direttore di scena, Enzo, il macchinista, e poi ci sono Samos alle luci, Luca alla fonica e Andrea all'amministrazione, a parte tutta la squadra tecnica dello studio Rai di Napoli, capitanata dalla regista Barbara Napolitano e dal direttore della fotografia Sandro Carotenuto. Ma vi devo dire una cosa, questi sono tutti napoletani, qui siamo tutti napoletani, ma soprattutto questi due signori qua, un macchinista, Enzo, di dove sei? Della sanità. La sanità, signori, quando dici sanità dici Napoli, alla sanità è nato Totò. Chi è nato nella sanità o panettone Milano, non vi dispiacete, milanese e milanese, no, non se lo può mangiare, non ce la fa, Enzo. Tu panettone Milano non te lo puoi mangiare. Tu mangi? Ma non ti piace? No, mi piace. Ti piace? Ma chi sei pazzo? Se lo vengono a sapere a Gomorra ti fanno una puntata contro, ma tu sei pazzo. No. Vieni, guarda come scuote il capo Pierino, tu te lo mangi o panettone, vieni. Mai. Che ti mangi a Natale? O pandò. Ma vita non te ne hai, cammina, va. Siamo arrivati alla fine di questa passeggiata nei vicoli della cultura napoletana, ma prima di salutarvi vorrei fare una considerazione insieme a voi a proposito delle differenze geografiche. Io credo che tutti noi, si viene al mondo, in qualsiasi angolo del mondo, senza sapere dove arriviamo. Si arriva per caso o perché Dio così ha voluto grazie a un gesto d'amore di nostra madre e nostro padre. Non siamo noi a decidere di nascere, ci fanno nascere. Ci tirano fuori dal grembo materno, ci mettono a testa in giù, ci abbuffano i paccheri. Fino a che non piangiamo per farci capire che la vita non sarà una passeggiata e non lo è per nessuno. Soprattutto negli ultimi anni siamo passati dalla pandemia alla guerra, abbiamo la guerra in Europa dopo 80 anni che non accadeva. Siamo disorientati, confusi, è come se fossimo finiti in un enorme sondaggio, sempre nascosti dietro un'etichetta. Siamo il popolo, la gente, il ceto medio, le partite IVA, i professionisti, i commercianti. Non facciamo altro che dividerci.
Vorremmo unirci in un'etichetta, invece non facciamo altro che dividerci. Ci dividiamo addirittura per gusti sessuali, etero, gay, per differenze ideologiche, destra, sinistra, per differenze geografiche, nord, sud. Ci dividono addirittura in maggioranze e in minoranze. Ma chi stabilisce qual è la maggioranza e qual è la minoranza? È come se dietro tutte queste etichette si stesse perdendo per sempre una figura fondamentale che è la persona. Noi siamo innanzitutto persone, con un nome e un cognome, con una propria singolare identità. Ne abbiamo diritto, dobbiamo rivendicarlo. Siamo ognuno ed ognuna diversi dagli altri. Ognuno è un universo autonomo, indipendente. Ci condividiamo con gli altri. Ma siamo una persona, siamo una unicità. Sapete che cosa ci rende originali, speciali? La passione. La passione con cui viviamo, con cui affrontiamo le cose che facciamo, qualsiasi esse siano. Non è l'illusione, la passione. L'illusione è un sentimento infantile. Quando ero ragazzo mi illudevo di poter fare l'astronauta. Poi la vita mi ha fatto fare l'attore, il palcoscenico mi consente di esprimere la mia passione. Quel signore di cui vi ho raccontato all'inizio, che a Pozzuoli faceva il caffè, probabilmente nella vita avrebbe voluto, dovuto fare tutt'altro, ma faceva il caffè e lo faceva con amore. Questo lo rendeva unico e speciale, perché non è importante quello che facciamo, ma come lo facciamo. Non è il lavoro che nobilita l'uomo, è l'uomo che nobilita il lavoro. Quindi alle ragazze, prima di salutarvi, alle ragazze e ai ragazzi che nasceranno nella mia città, auguro il coraggio, l'intelligenza, l'ironia di essere se stesse e se stessi con i propri gusti e la propria personalità. Se vogliono mangiare il panettone di Milano a Natale, facciano pure, non è lesa maestà. Se vogliono bere il caffè in una tazza tiepida e non bollente, non è tradimento, è legittima difesa, si può fare. Alle ragazze e ai ragazzi di tutto il mondo voglio dire che tutti noi nella vita camminiamo sulle spalle di un gigante. Il gigante è il passato che ci precede, le nostre radici, le nostre tradizioni. Lo diceva un filosofo più di 1000 anni fa. Quel gigante ci consente di guardare più lontano, se sappiamo guardare dalle spalle del gigante e non alle sue spalle. Le radici non sono una prigione. Ragazze e ragazzi di Napoli, andate pure in giro per il mondo e chiunque incontriate per strada, non gli chiedete da dove viene, chiedetegli piuttosto dove vuole andare e se quel viaggio lo vuole fare insieme a voi. E se qualcuno per gioco dovesse chiedervi, napoletana, napoletano, e fammi una pizza, rispondetegli che Napoli è sì, con gioia, tutto quello che abbiamo raccontato stasera, ma è anche e soprattutto Grecia, Spagna, Francia, è una cacofonia armoniosa di suoni e voci di paura. È nobiltà barbona, ricchezza polverosa, astuzia senza luce. Non la capisco Napoli, la perdo tutti i giorni, poi la ritrovo in sogno, che ride, calma, immersa nel suo mare, che frena i colpi di chi le spara al cuore. Grazie, davvero. Come dico alla fine di ogni replica, noi senza di voi e anche di voi a casa, noi non esistiamo. Grazie a voi che ci guardate perché ci rendete veri. Noi esistiamo grazie a voi. Grazie. Chiedo scusa se c'è stato qualche piccolo problema.
tecnico, ma è il bello della diretta, è bello, siamo contenti lo stesso. Ringrazio la RAI di Napoli, ringrazio Antonio Parlati, il direttore, ho ringraziato già Barbara Napolitano, la regista, ringrazio la mia compagnia, ma ringrazio soprattutto il pubblico che ci sostiene e ci segue sempre. Grazie! A proposito, volevo ringraziare Francesca Romana Scudiero che ha fatto le scene e i costumi e Antonio Boccia per le musiche. Grazie, grazie. Ecco Francesca, ecco. Vabbè. Grazie. Grazie. Ciao.